Bentrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con la nuova puntata di Penalty. L'ultima puntata su questa frequenza del 78 di Gold 78, perché da domani ci potete seguire ogni mercoledì ed ogni giovedì tra le 13 e le 14 sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Penalty oggi parlerà come al solito di calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D al campionato di prima categoria. Sono quasi tutti finiti i gironi preliminari, chiamiamoli così, tra poco incominceremo a vivere anche a 360 gradi i playoff e i playout. Per parlare di calcio dilettantistico oggi abbiamo qui con noi il presidente dell'AIEC Sicilia, José Sorbello. Ciao José, ben trovato. Ciao, grazie per l'invito. È la prima volta che vieni in questa stagione? Sì, sì. Benissimo, parleremo con te di tutti quelli che sono i progetti di questa AIEC Sicilia, che da qualche anno insomma la vediamo sempre più presente anche tra i media, perché è importante parlare di allenatori fuori dal campo anche. Un altro ospite, ovvero il presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. Buonasera Presidente, buonasera, ben trovato. Grazie per avermi nuovamente invitato in questa... Una stagione particolarmente zoppicante la vostra, quella della Nissa di quest'anno. È una stagione che è partita bene, perché a fine novembre eravamo primi in classifica, dopodiché il giocattolino si è rotto. Si è un po' rotto. Conosceremo anche le motivazioni, perché credo che ce ne siano parecchie di motivazioni di questa piccola debacle, ma non classificherei la stagione della Nissa comunque completamente fallimentare. Invece con il nostro amico José Sorbello, proprio in apertura della nostra trasmissione, voglio ricordare una figura che purtroppo è scomparsa da qualche giorno, Antonio Marletta, che tu tra l'altro conoscevi personalmente. Sì, sì, è stata una notizia tristissima, mi ha colto di sorpresa. Con Antonio siamo stati, oltre siamo quasi coetanei, e poi siamo stati compagni di squadra nella rappresentativa siciliana del 76, un ragazzo per bene, un ragazzo educato, tranquillo, una persona sempre... Un uomo di sport vecchio stampo, io oserei dire. Che non alzava mai i toni, cioè una persona straordinaria veramente da questo punto di vista, e sono veramente rimasto molto molto colpito. Stringiamo con un grande abbraccio tutti i familiari di Antonio, un uomo di sport straordinario che probabilmente ha avuto anche poco fortuna dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Spesso e volentieri questa, chiamiamola timidezza, viene sottovalutata. Sì, ha avuto una bellissima carriera da calciatore, Sì. Il calciatore ha avuto una gran bella carriera, poi cambiando diciamo, attività, sempre all'interno del movimento calcistico, si sono trovate delle difficoltà, ma le difficoltà spesso sono di carattere societario e non sempre sono legate alla figura di chi rappresenta la società. È vero, è vero. Bene, voltiamo pagina e parliamo adesso di calcio giocato, e lo facciamo con il campionato di Serie D. Si è giocata la 15ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Troina batte Biancavilla 2-1, Castrovilla Rigiarre 0-0, FC Lamezia Terme batte Cittadinova 4-0, Gelbison batte Rende Calcio 4-1, Licata batte Santa Maria Cilento 1-0. A Paternò Città di Sant'Agata batte Paternò 1-0, Portici batte Trapani 1-0, Real Aversa 1925 Città di Aciriale 0-0.
Ed infine San Luca che perde in casa con la San Cataldese 2-0, ha riposato la Cavese 1919. In attesa anche dei recuperi della Ciriale, guardiamo adesso la classifica attuale, dove troviamo in testa ancora la Gelbison con 71 punti, 67 la Cavese 1919, Città di Ciriale 64, FC Lamezia 62, 55 punti Città di Sant'Agata, 49 Cittanova, 45 Paternò, 44 Licata, 43 Real Aversa 1925, con 41 punti Santa Maria Cilento e Portici 1906, 39 per il Trapani, 37 per il San Luca, 35 per la San Cataldese, 29 punti per Castrovillari e Giarre, 27 il Rende, 19 punti il Troina, chiude la classifica il Biancavilla con 14 punti. Si torna in campo mercoledì con 2 recuperi, eccolo qua il tabellino, Città di Aciriale contro il Castrovillari ed infine Troina Santa Maria Cilento. E poi di nuovo in campo domenica 4 di maggio, Cavese 1919 Paternò, Città di Aciriale FC Lamezia Terme, Città di Sant'Agata Real Aversa 1925, Cittanova Portici 1906, Trapani Gelbison, Santa Maria Cilento Biancavilla, Rende Calcio San Luca, San Cataldese Licata, Troina Castrovillari, riposerà il Giarre 1946. Partiamo a questo punto con il Biancavilla che perde in casa contro il Troina. José, un Troina che cerca disperatamente di agganciare una posizione quantomeno utile per i play-out. Questo è un aspetto molto positivo, cioè una squadra, una società che tenta fino all'ultimo di mantenere la categoria non è una cosa che capita spesso quando si è nella situazione che il Troina dal punto di vista tecnico. Mi pare che la settimana scorsa aveva purtroppo subito troppe reti dal Trapani, una valanga di gol, quindi poteva anche mettere sotto i piedi anche lo spirito, certo. Invece è riuscito il Troina a reagire e a trovare una vittoria che adesso lo fa guardare con più speranza per il futuro. Vedremo cosa succederà, sentiamoci le dichiarazioni di Galfano al termine della partita. Sì, è vero, non era facile, più che altro per quello che era successo a Trapani. Ancora una volta chiedo scusa ai nostri tifosi, alla città, perché una cosa del genere non mi era mai capitata in 40 anni di carriera. Ero dispiaciuto per i miei ragazzi perché so come hanno lavorato da settembre in poi, da quando sono arrivato io, so i sacrifici che hanno fatto. Eravamo in una condizione pietosa perché avevamo passato una settimana non tranquilla, con pochi allenamenti, tra infortuni, squalifiche e gente che è andata via, e ci siamo ritrovati prima alla vigilia della partita. Poi vabbè, lasciamo perdere come è andata, quindi ero dispiaciutissimo per i miei ragazzi perché non meritavano un'umiliazione del genere. Oggi dopo un minuto prendi gol, hai visto i fantasmi, no? Tiro di Fiegarotta all'incrocio di palo va fuori, palo di Cascio, sembrava un'altra giornata a livello mentale difficilissimo. I ragazzi sono stati bravi a non perdere la testa, siamo riusciti a ribaltarla, alla fine sicuramente siamo stati avvantaggiati dall'espulsione e non abbiamo rischiato niente. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non era facile e devo fare i complimenti a Biancavilla, ai ragazzi di Biancavilla, perché hanno lottato fino alla fine e io so cosa significa soffrire per quello che stanno passando loro, perché lo stiamo passando anche noi. Per la prima volta non gli ho fatto guardare i gol presi, gli errori fatti, gli ho detto togliamola questa partita, nella vita si cade, bisogna avere la capacità e la forza di rialzarsi, lì si vedono gli uomini veri, quindi era tutto un discorso mentale, psicologico, siccome loro hanno sempre risposto in modo positivo, pur essendo una squadra molto giovane, l'hanno dimostrato con i fatti, perché noi prima del Covid avevamo battuto Cittanovese, Renne, quindi siamo sempre in corsa, giocando con 6, 7, 8 anni ogni domenica. Quindi sapevo io che era difficile a livello mentale, però hanno reagito da grandi e meritano questa soddisfazione. E come ho detto, mi dispiace per il Biancavilla, perché come ho detto prima so cosa significa lottare per non retrocedere e loro hanno lottato fino alla fine. Ma noi ci abbiamo sempre creduto, il nostro problema più grosso adesso sono gli 8 punti. Prima del Covid, come ho detto prima, eravamo dentro a 7, adesso siamo a 10, abbiamo 2 partite in meno, quindi sappiamo che è difficile, ma dipende tutto da noi. Io l'ho sempre detto, questa squadra
non so quello che succederà alla fine, ma in tempi non sospetti ho detto lotteremo fino all'ultima giornata per poterci salvare. Parliamo di Castrovillari Giarre, presidente Arialdo Giammusso, un Giarre che non molla, tenendo presente tra l'altro che insomma, andare a pareggiare a Castrovillari non è mai facile, certamente la salita è difficile, una posizione buona in classifica potrebbe permettere poi di giocarsi tutto eventualmente in una partita secca. Ma conoscendo la tradizione giarrese e i dirigenti del Giarre, sono convinto che difficilmente molleranno. Io penso che se la giocheranno fino alla fine, è una stagione che per loro è andata non come doveva andare, perché rispetto al Giarre dello scorso anno, che è stata una squadra eccezionale, il salto di categoria è uno scotto che hanno pagato ambedue le società. Troppi cambi sia la in panchina, Sangardaldese, secondo te? Troppi cambi e troppe, forse magari un po' presi forse dall'entusiasmo delle stagioni precedenti, si sono immersi in un campionato di livello superiore, forse non adeguatamente preparate le squadre. Anche a livello di tifo è presente, cioè sta spingendo la squadra. Ma la tifoseria giarrese la conosciamo, quindi questo gli fa onore al Giarre. Io penso che alla fine potrebbe farcela a giocarsi i playoff. Giuseppe, tu che sei un giarrese doc, anche non soltanto perché vivi a Giarre, ma anche perché lo hai pure allenato. E giocato anche. Giarre che può tentare veramente a questo punto di giocarsi in una partita secca, in un play-out certamente difficile, la salvezza. Deve tentare di uscire dai play-out ed non è facile. Non è facile. Però chiaramente quando si arriva ad una partita di spareggio ti giochi tutto in quella partita. È vero. Non ci sono calcoli da fare. Quindi però il Giarre penso che sia ben attrezzato, come diceva il Presidente, dalla tifoseria alla società, ai dirigenti, al tecnico, a Gaspare Cacciola che conosciamo bene, e anche la squadra. La squadra è una squadra che adesso, cioè da quando è ritornato Gaspare ha ripreso fiato e quindi se c'erano più giornate da giocare probabilmente i play-out non le avrebbe. Condivido questo tuo pensiero. Guardiamoci le dichiarazioni dei due allenatori al termine della partita che, vi ripeto, è terminata 0-0. La partita in questione era il Castrovillari, appunto, che giocava contro la squadra giarrese. Incontravamo un Castrovillari in salute perché veniva da 4 risultati utili consecutivi, perciò avevamo preparato la partita perché sapevamo di incontrare un avversario ben allenato e in salute. Devo dire che abbiamo approcciato bene la partita, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto 2 o 3 palle gol, che non è facile fuori casa creare palle gol, e poi il secondo tempo la partita si è riequilibrata, poi secondo me da parte nostra è venuta un po' meno la certezza di ottenere il risultato, ci siamo un po' abbassati e Castrovillari ci ha creato chiaramente delle insidie, però penso che poi il risultato rispecchia quello che è stato l'andamento di tutti i 90 minuti. Per noi il Castrovillari chiaramente sarà un posto probabilmente come sest'ultima e cercare di prendere gli 8 punti di distacco dalla terz'ultima, perciò secondo me sia noi che Castrovillari ci dobbiamo credere fino all'ultima partita, cercare di fare più punti possibili e cercare di ottenere un risultato di salvezza. È normale che uno parte con l'idea di cercare di fare la partita, cercare di portare a casa l'intera posta in palio, però poi ci sta anche l'altra squadra di fronte. Dunque io alla fine vedo che siamo al 5° risultato utile consecutivo, vedo la squadra comunque continua a costruire, anche oggi abbiamo sbagliato molto sotto porta, anzi tante volte non tiriamo e questo è un peccato. E questa è una cosa che dobbiamo migliorare perché non sempre si può arrivare con grandissime azioni, anche perché partite come quella di oggi, condizionato un po' anche dal caldo,
perché c'era una temperatura molto elevata, considerando poi anche il peso e il valore della partita, insomma sono tutte situazioni che rendono magari un po' più sporca la partita, a tratti non è stata molto bella, però noi abbiamo avuto le situazioni per cercare di vincere. È normale che io ai ragazzi ho chiesto il massimo impegno e l'hanno dato, sono contento della prestazione che hanno fatto, ma vedo a questo punto che ci fa muovere ancora la classifica. Ripeto, siamo il quinto risultato utile consecutivo, adesso pensiamo alla Cereale e poi avremo l'altra partita con il Rende in casa e da lì termineremo con altri scontri diretti. Dunque fare punti per una squadra che si deve salvare è importante. È la seconda partita in cui non si subisce gol, è vero anche che è la seconda partita che non facciamo gol, noi siamo una squadra che comunque ha fatto sempre gol, però non mi preoccupa questa cosa, soprattutto per la tipologia di scontri diretti, perché uno fuori casa e uno in casa, poi ne avremo un altro in casa, noi dobbiamo cercare di approfittare delle situazioni a nostro favore e cercare di fare i punti in questa maniera. Parliamo del Lamezia Terme, 4-0 contro il Cittanova. Presidente Arialdo Giammusso, un Cittanova che è stata sicuramente una delle squadre rivelazione, ma un FC Lamezia Terme forse che ha zoppicato troppo in questa parte, che era la più importante della stagione. È ritornata alla vittoria, continua a sperare, ma certamente rispetto alle altre inseguitrici della Gelbison parte certamente in una posizione di svantaggio. Partiamo dal Cittanova, guidata egregiamente dal mio amico Ciccio Di Gaetano, un allenatore molto preparato, una figura che ha lasciato un bel ricordo a Caltanissetta come calciatore, con il quale ho un rapporto di amicizia. Devo dire che Ciccio ha fatto un bel lavoro lì. Cioè, con una tanti squadra, giovani, tra con tanti giovani, ha fatto un bel lavoro e veramente ha mostrato di essere un tecnico capace di riuscire a tirare il massimo da una squadra molto giovane e quindi una squadra che tutto sommato costa poco rispetto a quelle che sono le spese grosse alle quali sono costrette altre squadre Serie D. Il Lamezia, ho persone che conoscono la dirigenza e hanno grandi progetti per il futuro, vogliono andare su di categoria e ci vogliono provare fino alla fine. Quindi, il problema è che hanno beccato la Gelbison quest'anno. Hanno beccato purtroppo un campionato con una squadra che è la Cavese, la Gelbison, stessa città di Acireale, che stanno facendo bene, quindi gli sta venendo un pochettino più difficile, però il Lamezia penso che se la giocherà fino in fondo non lascerà nulla di intentato, perché proprio so che la volontà non manca. Vogliono andare in Lega Pro. Il Lamezia vanta, come la Cereale, certo, uno storico incredibile, no? Quindi la Cereale ancora di più. Dico, ma il Lamezia non scherza. Non scherza neppure, sì, quindi voglio dire che ci sia questo bellissimo scontro fra queste due realtà è una cosa bellissima ed è bello per il torneo, perché il torneo ne trae vantaggio. Spettacolo. Sicuramente. Tra l'altro domani c'è questo recupero contro il Castrovillere e poi appunto mercoledì 4 il ritorno in campo con una partita anche molto impegnativa, certamente. Sì. Per intanto guardiamoci questa bella cavalcata vittoriosa del Lamezia Terme, 4-0 contro il Cittanova. Il derby calabrese tra Lamezia Terme e Cittanova si tinge di giallo-blu. Gli uomini di mister Campilongo strapazzano i giallorossi reggini con un roboante 4-0 che non ammette repliche. Giallo-blu alle prese con una difesa incerottata scendono in campo con il 4-2-3-1 fra i pali Lai, in difesa Magnavita, Amendola, Miceliti, Palvi, mediana composta da Corapi De Marco, tre quarti da Dalt, Umbach e Provazza, in attacco Abercon. È proprio il centravanti lametino il più pericoloso, mancando in questa occasione per pochi centimetri una bella girata di testa. Qualche minuto più tardi il 9 giallo-blu si riscatta e su uno splendido cross di Corapi segna il gol dell'1-0. Il Lamezia sciorina per gioco, palle in profondità di Corapi per Provazza,
che entra in area, assist steso sul secondo palo dove Umbaca manda la palla alta. Ancora Provazza steso in area di rigore, ma l'arbitro lascia continuare. Minuto 37, corner dalla destra, la palla allontanata finisce sui piedi di Tipaldi che ci prova, Miceli riceve il pallone, si gira e segna il gol del 2-0. Lamezia ancora pericoloso con il cross di Abercon per Dadalt che non trova la precisione. Al quinto della ripresa Abercon di tacco fa partire Provazza che attraversa indisturbato tutta la metà campo avversaria. Doppio passo, inserimento in area di rigore, il tiro e il gol di Alessandro Provazza. Cittanova che risponde con lo spunto di Condomiti che manda al lato. Calcio di punizione, parte Bollino, la barriera devia con un braccio, ma l'arbitro non assegna la punizione. Situazione simile dall'altra parte, Bonanno parte con il mancino, tocco con un braccio, l'arbitro assegna il rigore. Lo specialista Bonanno dal dischetto contro Alessandro Lai, la rincorsa, il tiro, la parata. Lai ipnotizza Bonanno e mantiene inviolata la propria rete. Corapi, dal fondo, la palla al centro, Bollino tenta la conclusione a volo. Pregevole il tentativo del 76 giallo-blu. Al minuto 92 la palla arriva sui piedi di Betson. Cross sul secondo palo, Bollino di testa. E poi il tap-in sempre del 76 giallo-blu. Mauro Bollino mette il sigillo finale alla superba prestazione della Lamezia Terme, che fa suo il derby calabrese per 4-0. Un'analisi sulla partita credo che sia abbastanza semplice poterla fare perché abbiamo iniziato abbastanza bene per quanto mi riguarda, abbiamo tenuto bene il campo. E poi alla prima disattenzione, come purtroppo adesso ci capita, subiamo il gol. Oggi tutte le volte che hanno tirato in porta ci hanno fatto gol, il Lamezia ci ha fatto gol. Noi la partita è normale che l'avevamo preparata in una certa maniera e poi quando ti ritrovi sotto subito di un gol è normale che per gli avversari si apre un mondo sulle ripartenze e così è stato. Ogni qualvolta abbiamo avuto la possibilità di poterla riaprire, vedi il palo sull'1-0, vedi magari qualche altra occasione, però dico, fa parte del gioco e niente, dobbiamo fare semplicemente delle analisi nei prossimi giorni per capire dov'è che possiamo migliorarci e dove che possiamo fare meglio. In questo momento credo che questi ragazzi vadano soltanto ringraziati perché stanno facendo forse qualcosa oltre a quelle che erano le aspettative iniziali, quindi credo che vadano soltanto ringraziati. Siamo già arrivati alla 39esima partita, mi sembra ufficiale, tra Coppa e Campionato, quindi è normale che un po' di stanchezza stia affiorando, è normale che questi ragazzi probabilmente non siano abituati a certi ritmi e quindi mantenerli diventa difficile veramente, però purtroppo le partite vanno giocate e quando si perdono così c'è da fare anche i complimenti all'avversario che comunque credo che stiamo parlando di una delle squadre più forti di tutti i gironi di Serie D, con i nomi dicono questo, probabilmente anche loro non hanno la classifica che probabilmente auspicavano. Quindi niente, c'è poco altro da aggiungere. Sono contento perché hanno dato una grandissima risposta a quello che praticamente domenica abbiamo sbagliato. Ne ero convinto che oggi questa squadra facesse una buona gara, nonostante tutti i problemi che in questo momento purtroppo abbiamo. L'avete vista tutti, una squadra imbottita di under, di ragazzi, una difesa che con Amendola, con Magnavita, la sorpresa di Magnavita che ha fatto una grandissima prestazione. E non ci dimentichiamo che Magnavita è un quinto, perché io ci ho dovuto mettere un po' di tempo per lavorarci, perché quando è venuto qua l'hanno preso per un terzino, ma il terzino non è mai stato, ha sempre fatto il quinto, quindi voglio dire, ci ho dovuto lavorare, non posso prendere un ragazzo 2002 e buttarlo in mezzo al campo e poi la fase difensiva. Oggi invece ha fatto una grande partita. I ragazzi oggi hanno fatto tutti bene, in particolar modo il capitano Ciccio Corapi ha fatto una partita sontuosa.
insieme a, ho detto, a Magnavita, ma oggi mi è piaciuto completamente tutto l'approccio. Noi stiamo cercando di lavorare, di programmare per poter portare un po' i ragazzi sotto l'aspetto della condizione, perché negli ultimi tempi abbiamo un po' subito questa condizione, abbiamo giocato tantissime partite, lo stress di vincere, di inseguire sempre questo risultato. Questo ha fatto sì che un po' di problemi mentali li abbiamo avuti. No, in merito anche dei ragazzi che si sono adattati, a volte nel corso della partita mi sono messo qualche volta 4-2-3-1, 4-4-1-1, tra l'altro è un modulo che ho fatto anche 2 anni fa con la Cavese, che mi ha dato grandi soddisfazioni, ma l'ho fatto anche per un'esigenza di uomini, l'ho fatto perché i ragazzi, i 3 centrocampisti molto stanchi, ecco, oggi per esempio non ho fatto giocare Maimone, non ho fatto giocare Bollino, e questa è una strategia che abbiamo insieme ai ragazzi, insieme alla società, insieme allo staff, abbiamo deciso di fare per poter arrivare nella griglia playoff nella migliore posizione e per arrivare ai playoff con una grande condizione di tutti i giocatori. Normale che abbiamo fatto giocare i giocatori che hanno poco spazio, però oggi devo dire che questo 4-2-1 ha reso molto bene, e la cosa principale è che tatticamente ha coperto meglio il campo, nel senso che comunque, anche se nei primi 10 minuti forse Provazza faceva un po' più fatica a coprire il quinto, invece appena ho spostato Provazza sotto punti, ho messo Umbca a sinistra, che lui è più un giocatore bravo tatticamente, abbiamo cambiato completamente la partita. Abbiamo parlato poc'anzi della Gelbison, una Gelbison che all'inizio stava perdendo 1-0 contro il Rende, poi si è ripresa, a dimostrazione insomma che il tasso tecnico della squadra di Esposito è notevole. Certamente ancora non è tutto definitivo per la classifica finale, vedremo cosa succederà con i recuperi della Ciriale, però è anche vero che la stessa Gelbison dovrà comunque vedersi anche alle spalle una squadra che non molla certamente, che è la Cavese. José, una Gelbison che ha dimostrato che con l'organizzazione societaria, con un gruppo di ragazzi anche un po' poco conosciuti nel girone I del campionato di Serie D, ed un allenatore insomma che per la prima volta si cimenta con una società con degli obiettivi, ha le qualità a questo punto per assaporare la prossima stagione questa Lega Pro. Ma questo è un dato che ci riporta indietro nel tempo, cioè ci sono stati degli esempi tipo il Castel di Sangro, tipo il Chievo, insomma, tanto per parlare di squadre che in altre categorie hanno fatto storia. Sai, quando c'è un ambiente sano, tranquillo, molto entusiasta, che non ti crea sono gli elementi giusti, eccessive eccessive pressioni che non possono mancare, che so, ad Ciriale, a Cava dei Tirreni, alla Mezza. La pressione è maggiore. Qui questi lavorano in tranquillità, in serenità, e i risultati si vedono. Tra l'altro lo scorso anno insomma avevano già disputato una grande stagione, hanno completato questo percorso di crescita con una stagione esemplare quest'anno, con buone possibilità a questo punto di assaporare la Lega Pro. Guardiamoci il momento certamente importante della Gelbison con questa vittoria 4-1 contro il Rende Calcio. Pallone in vita per il Rende, Mosciaro, la conclusione, c'è la rete del Rende. Quando siamo 10 minuti dal fischio d'inizio si arrabbia tantissimo D'Agostino. Bellissima l'azione della Gelbison, sbaglia la traiettoria però Sparacello, ancora rimane vivo il pallone, l'1 contro 1 di Graziani. Pallone interessante verso il centro, Gagliardi lo gol, Sparacello, e gol! Era nell'area, Glorio Sparacello, e c'è l'1-1 quando siamo a 18 minuti dal fischio d'inizio, e viene a risultare proprio qui
sotto di noi a braccia aperte il numero 95 rossoblu. Intanto adesso il rende, pallone in avanti, l'1 contro 1, la conclusione viene controllata però solo con lo sguardo da D'Agostino. Pallone per Ortolini, posizione regolare, c'è anche Sparacello dall'altro lato, di esterno destro voleva servire Sparacello probabilmente, Lorenzi. Fischia l'arbitro, Uliano in mezzo per Ortolini, la girata del numero 99 rossoblu, l'1 contro 1 di Gagliardi, la conclusione, arriva il capitano Francesco Uliano, 2-1 ed è Gagliardi proprio a battere poi Fois, la conclusione di Fois, l'1 contro 1 di Sparacello, cerca di fornire per Oggiano, il giro di Oggiano, intanto è Sparacello, pallone interessante per Oggiano, la conclusione e la rete del numero 77, ma applausi, e che ha fatto comunque Sparacello, grandissimo passaggio di Sparacello e gesto atletico proprio sotto di noi di Oggiano. Gioca sul velluto adesso la Gelbi, sono Sparacello, poi Gagliardi, l'1 contro 1 di Gagliardi, pallone per Sparacello, allarga tutto per Fois, ancora Fois, tenta la conclusione Fois, di pugno, respinge Mittica, rimane lì il pallone, la conclusione, ancora Fornito e c'è il gol, 4-1, quando siamo a 20 minuti, anzi 21 minuti sul cronometro, ancora Oggiano all'interno dell'area, Oggiano la conclusione di sinistro, fischio dell'arbitro, batte e rende verso il centro ed spinge proprio Faella, la conclusione del numero 2, Coris, il tocco per Faella all'interno dell'area, ancora Faella, esce benissimo Mittica, intanto il triplice fischio dell'arbitro che mette fine a questo match. Partenza bloccata perché c'erano pochi spazi, è questo è quello che ci diciamo un po' dall'inizio del campionato. Chiaramente se vengono squadre a fare partita difensiva, l'importante è sbloccarla. Poi, come ho detto prima, siamo andati sotto e si è reso tutto più complicato, ma paura che fosse una domenica storta, no, sinceramente non l'ho mai avuto. Noi veramente non è successo niente e l'abbiamo dimostrato anche andando sotto. Sappiamo reagire alle difficoltà, sappiamo che incontreremo delle difficoltà, le difficoltà fanno parte di un percorso, di un viaggio, stiamo calmi, le superiamo come abbiamo sempre fatto fino adesso. Noi abbiamo intrapreso un percorso, un viaggio, andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo dove è l'obiettivo, sperando che ci arriviamo prima degli altri all'obiettivo, ma non cambiamo veramente niente, non freniamo l'entusiasmo perché non abbiamo voglia di frenare l'entusiasmo, nemmeno ci montiamo la testa pensando che sia tutto fatto. Una delle squadre rivelazioni di questo girone I del campionato di Serie D è certamente il Licata. Un Licata, presidente Arialdo Giammusso, che ha dimostrato, dopo qualche partita certamente non positiva, di essere ritornato di nuovo in grande spolvero. Ennesima vittoria contro il Santa Maria Cilento. Romano certamente quest'anno è da premiare. Pippetto Romano è un allenatore che conosciamo tutti, non c'è bisogno di raccontare qualcosa di lui, è una persona che lavora bene, una persona che ci crede, molto umile, silenzioso in quello che fa, anche a vederlo in banchina. Mi piace la parola silenzioso, è vero, sì. Poche polemiche, anche in banchina non è uno di quelli che si agita molto. Forse lui era con Zeman, mi ricordo, al Licata qualcosa. Era il metronomo della squadra, quindi lo ricordo benissimo quando venivano a giocare con Licata contro la Nisse in C2, all'epoca perdemmo in casa 2-3, vincevamo 2-0 al primo tempo, quindi ricordi del passato. Quindi ricordi passati. È uno che sa lavorare bene, alla lunga chi lavora bene i risultati arrivano, anche inizialmente ci sono stati dei problemini, però poi una società strutturata come quella dedicata,
Massimino è un presidente che di calcio ne mastica tanto, e come? Il direttore anche, quindi dico, alla fine i risultati sono arrivati, il Licata sta facendo un campionato, diciamo, di buon livello. Tra l'altro un Licata, José, che ha un po' rivoluzionato anche il quadro tecnico della squadra. Molti giocatori della scorsa stagione che avevano fatto benissimo sono andati via, hanno messo nuovi innesti e su tutti questo centravanti di colore Samaché, che secondo me è già pronto almeno per la Serie C. Allora, quando tutto questo accade con la supervisione e dell'allenatore, del tecnico, certo, allora i risultati sono quelli che stiamo vedendo. Quando invece i ricambi avvengono perché ci sono delle simpatie dirigenziali per uno o per un altro giocatore, chiaramente la situazione diventa un po' più complicata. Ecco perché la figura dell'allenatore diventa importantissima. Certo, certo. Quindi poi l'esplosione del giocatore ci sta, ci può essere come non ci può essere, chiaro, però avere scelto dei giocatori sotto le indicazioni fatte dall'allenatore è il primo passo per... E infatti i risultati sono arrivati con delle bellissime prestazioni da parte della squadra di Romano, come ad esempio appunto quella di domenica, un Licata che vince 1-0 contro il Santa Maria Cilento. Stadio Dino Liotta di Licata, 34esima giornata del campionato di Serie D per il girone I. La Polisportiva Santa Maria rende visite all'Licata di mister Pippetto Romano, reduce dal pari per 2-2 nel recupero contro il Cittanova. Dirige l'incontro il signor Gabriele Totaro e la sezione di Lecce coadiuvato da Perali di Chiari e Vora di Como. Polisportiva Santa Maria reduce dalla vittoria casalinga contro il Giarre nell'ultimo turno. Passiamo dunque al fin di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Ezio Savone. Al primo vero affondo a passare è il Licata al 36esimo con Samaché che fa sportellate con l'intera retroguardia campana, lascia andare il diagonale che risulta essere vincente 1-0 al Dino Liotta, minuto 36, segna sempre Boubacar Samaché, il capocannoniere delle Aquile giallo-blu. Samaché che tributerà anche il compagno di squadra Giordano, operatosi in settimana con questa maglietta. Sarà questa l'unica emozione della prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 1-0. Decide ovviamente la marcatura di Boubacar Samaché. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Prova a rispondere la compagine di mister Nicoletti, la sfera ballonzola infatti al limite lì dove si avventa sul pallone Kassoum Koulibaly, esplode un gran destro che sibila vicino all'incrocio dei pali della porta di Moschella. Ancora Polisportiva pericolosa sugli sviluppi, una rimessa laterale, la palla arriva a Ventura, mastica però la conclusione col mancino. Licata che prova a rispondere in contropiede. Pallone recuperato, messo dietro per Samaché, prova a calciare, ci ha battato il destro del bomber giallo-blu. Prova a reagire allora la Polisportiva Santa Maria con il lancio lungo per Romano, stoppa bene ma calcia male al volo non riuscendo ad inquadrare il bersaglio cross. Si mette in mostra anche Gabbionetta, il cui mancino scheggia la trasversale della porta di Moschella. L'ultima occasione però è di marca locale con Minacori che si mette in proprio, parte dall'out mancino, rientra sul destro, va a giro anche lui, non inquadra lo specchio della porta. Termina così al Dino Liotta. Il Licata si impone di misura sulla Polisportiva Santa Maria grazie alla marcatura di Samaché. Sono 3 vittorie nelle ultime 4 per il Licata, che ora atteso dal recupero della sfida del regionale di Giarre mercoledì 27 aprile. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Era lo scontro tra quelle che potevano essere classificate almeno sino a qualche settimana fa, certamente le due squadre rivelazione. Un Paternò che in questo momento è in grandissime difficoltà, ma soprattutto un Città di Sant'Agata invece che di difficoltà non ne sta proprio incontrando, anzi è veramente un rullo compressore.
ennesima vittoria addirittura fuori casa in un campo difficile come quello di Paternò. José, a dimostrazione che Giampà quest'anno ha fatto un lavoro pazzesco. Io credo che il Città di Sant'Agata è pronto anche la prossima stagione per cercare, insomma, un sogno. Oppure troppo presuntuoso? No, i sogni ci devono essere, fanno vivere meglio, parliamoci chiaro. Quindi tu devi avere una prospettiva, la devi avere, se no vivacchi e basta, non accendi il fuoco della passione. E quindi a Sant'Agata questo si è realizzato quest'anno, ora bisogna dare seguito. E non è facile. È lì il grande problema. Esatto, se l'anno prossimo ci sarà un seguito a questa bellissima esperienza di Le quest'anno, difficoltà inizieranno adesso, allora, certo. e vedremo Per me come andrà così, a finire. sì. Presidente, un po' deluso da questo Paternò, forse in questa parte finale, insomma, hanno addirittura, secondo me, già perso il treno del gruppo play-off. Peccato, perché avevano dimostrato con il gioco, con la tenacia, con la determinazione di essere una squadra veramente forte quest'anno. Queste sono una di quelle cose inspiegabili del calcio. Squadre che partono alla grande, così come abbiamo fatto noi, così ha fatto Alfio Torrisi, sì, un'altra persona a me cara, che ha fatto benissimo, perché lui è uno che sa fare bene. A un certo punto si rompe qualche ingranaggio, sicuramente ci sono sempre delle motivazioni che portano a questo. Eppure guarda, essere anche ma tante guardando le piccole partite però, io ho notato che comunque il Paternò ha giocato, è stato anche sfortunato, per cui non è mancato il gioco, forse la componente fortuna che certe volte Io non diventa penso anche che sia una squadra importante. che ha mollato. La fortuna è sicuramente determinante, però si può essere sfortunato una partita, ma tante partite di seguito no. C'è qualcosa che... Peccato però. È un peccato veramente, Peccato. perché avevano fatto bene, ma io sono convinto che ancora potranno riprendersi nelle prossime partite, perché Alfio è uno che non molla. Assolutamente. Guardiamoci gli highlights, la vittoria fuori casa della Città di Sant'Agata, 1-0 proprio contro il Paternò. Sportivi paternesi, amici di Sant'Agata, buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino. Siamo qui collegati per la 34esima giornata del campionato di Serie D. Partiti, colpo di testa e c'è il gol. È stato il numero 33, ma l'autogol è di Dama. E Cangemi, tiro di Cangemi, palla rimbalza. Basualdo al centro. Buon tempo! E palla che esce di un soffio. Tiro diretto in porta e respinta di Latella che para poi in due tempi anche su Alagna. Lancio di scoppetta nella zona di Foderaro, palla conquistata da Rizzo, Rizzo per Foderaro, palla per Rizzo di Foderaro, ecco Rizzo, dribbling, poi salvataggio. Ora palla al centro dove c'è Cangemi e palla che viene ancora una volta salvata. C'è Basualdo al centro e poi la para. Paternò sfortunato. Mangiamelli per Puglisi, c'era un fallo, c'è Rizzo per Figuera, palla al centro, il tiro di Cangemi deviato, ancora Rizzo, tiro di Rizzo e deviazione miracolosa di Capone. Ancora buon tempo, palla per Rizzo di Iacco per Foderaro, ma pallone leggermente lungo, c'è buon tempo, palla per Puglisi di meditazione per Foderaro, ecco Foderaro, tiro di Foderaro. Figuera in dribbling, entra in aria, ecco Figuera, altro dribbling, tiro di Figuera, deviazione, ancora Foderaro, e Paternò sfortunato, palla nella zona di Foderaro in velocità, ruba il pallone a Capone, ancora Capone però riesce ad avere la meglio, Sidibe riesce a conquistare palla, ancora Rizzo per Sidibe, tiro, pallone lungo dove c'è Scoppetta, colpisce di testa Cangemi, colpo di testa di Dama e palla che era fuori gioco. Basualdo per Figuera, ecco Figuera, vediamo se farà un divita il pallone
dà il pallone a Rizzo, il quale appoggia tra le mani. Pallone al centro, colpisce Calafiore ma finisce alta. E Cervillera bravo a superare Basualdo, ancora Cervillera, palla per Occhito, ma Bangiameli, autore di una partita strepitosa. Batte Rizzo direttamente in porta! E finisce proprio in questo momento la partita. Il Sant'Agata vince a Paternò per 1-0. L'autogol di Davide Dama. Da Vincenzo Nicito è tutto. Ci sentiamo per la prossima partita. Ci si aspettava certamente una partita migliore da parte del Trapani. La scorsa settimana addirittura aveva stravinto contro il Troina 9-1. Torna a casa con una sconfitta in casa del Portici certamente un po' immeritata, perché probabilmente avrebbe potuto certamente fare un po' di più. Peccato, perché questo Trapani è la dimostrazione che quest'anno dovrà ancora soffrire, certamente non per la salvezza, ma dovrà anche rivedere un po' tutto il suo lato organizzativo, no? Perché evidentemente qualche cosa non è andato, José, quest'anno. Ma è nelle cose, cioè voglio dire, se vogliamo guardare con un occhio e un'osservazione obiettiva, ce l'abbiamo davanti la situazione. Non si può pensare che tu partecipi a un campionato di Serie D pensando che hai fatto la B. Chiamandoti Trapani in quella maniera. Pensando che hai fatto la B, che hai rischiato anche di andare su. Cioè no, ti devi calare nella realtà e cercare di fare il meglio possibile nella realtà in cui giochi. È il grande problema delle squadre blasonate, che si ritrovano poi in una categoria dove probabilmente insomma gli sta stretta e quindi soffrono. Lo so, però la categoria ti sta stretta nella misura in cui tu hai la possibilità di cambiarla questa categoria. Tu vinci e la cambi e ti starà bene. Mi viene in mente un po' il Catania la prossima stagione, però non ci voglio pensare, sempre se sarà Serie D. In campo dimmi, Presidente. Purtroppo non scende il blasone, ma scendono i giocatori. Ecco, giusto, e la squadra che si è messa giusto. in campo, quindi non si vince col solo peccato, blasone. Peccato, perché insomma sappiamo tutti il passato del Trapani, però ha detto bene José, calarsi in questa dimensione è sempre più difficile, perché poi tirarsi fuori è veramente problematico, rischi anche di impantanarti. Come no? È così, e chi si impantana di più, sai chi è? È la dirigenza, e anche un po' anche la tifoseria, perché i giocatori alla fine stanno disputando un campionato, cercano di vincere le partite e di dare il meglio di se stessi. È vero. Ma l'ambiente ancora risente di questo passato. Mi viene in mente un po' anche il passato sia del Giarre che della Ciriale, no? Sì, che per parecchi anni hanno vissuto con il ricordo dei tempi migliori. Ora è storicizzata la cosa. Per fortuna non succede in questo momento alla Nissa questa cosa, Ma o insomma, si parla ancora e si pensa troppo al passato. Purtroppo il passato è un macigno anche sopra di noi, perché chiaramente nonostante non ci sia stato calcio a Caltanissetta per quasi 10 anni, si continua ancora a parlare. Si continua a pensare che questa categoria ci sta stretta e quindi non possiamo pensare al passato glorioso, più o meno glorioso, perché noi dobbiamo calarci nel presente, dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo. L'eccellenza non è un campionato così, non è la terza categoria, c'è il massimo campionato regionale, doveva essere... Non si vince soltanto a parole, si vince con i fatti in campo, e quindi sappiamo le difficoltà. Guardiamoci gli highlights: la vittoria del Portici 1925 contro il Trapani, 1-0 il risultato finale. Gentili amici ed amiche appassionati di calcio, appassionati della Lega Nazionale Dilettanti, benvenuti alla diretta di Portici e Trapani, gara valevole per la 34esima giornata del girone I di Serie D. Cross rasoterra di Caro Tenuto, ci arriva Pisani che tocca in avanti, Manfredotti può tirare, palla ribattuta e quindi subito una prima chance per il Portici. Caro Tenuto,
riceve lui, caro tenuto, poi prova il cross a cercare Manfredotti, la palla che arriva verso Manfredotti che da buonissima posizione manda fuori, occasione clamorosa per il Portici. Tanto qui prova il Trapani sull'out di sinistra con Vitale, la sterzata su Cirillo, poi ancora la palla scambiata con Buffa che prova il cross esterno, palla che arriva a Bonfiglio che non riesce a colpire di testa, buona la copertura di Scala, lungolinea verso Castagna che entra in area, Castagna può andare al cross, Castagna arriva, palla che però viene allontanata dalla difesa del Trapani, la Castagna rientra sul sinistro, l'apertura verso Marino, può calciare Marino il sinistro, Antonio Marino, il Portici è in vantaggio, minuto numero 32, la prima rete stagionale di Antonio Marino, il terzino, maglia numero 74, fa esplodere il settore dei locali dello stadio San Siro. Caro tenuto, forse un po' spinto da Bonfiglio, però riesce a allargare alla grande verso Scala, il cross in Scala perfetto verso Manfredotti, non trova la deviazione in porta Manfredotti che però è comunque l'ultimo a toccarla. Arbitro che attento ai contatti in area, parte Olivera, ecco il suo cross a uscire, palla che arriva con il colpo di testa di Santarpia, ancora poi Antezza con Sceper che la smanaccia e caro tenuto che la mette fuori. Russo, il suo cross verso De Felice praticamente da solo, Pagliaro lo mette fuori con Maranzino che raccoglie, entra in area Maranzino, palla sul sinistro, il tocco centrale verso Pisani che poi la scambia ancora con Maranzino, però c'è fallo commesso su Pisani e dunque calcio di rigore per il Portici. Tutto pronto, arriva il fischio dell'arbitro, Manfredotti dal dischetto, Manfredotti la conclusione, la parata di Recchia che neutralizza il calcio di rigore di Salvatore Manfredotti. Russo, c'è caro tenuto su di lui, Russo il traversone per De Felice di testa, ancora alta, ancora una grandissima chance per il Trapani, ancora Portici in possesso con Maranzino, palla a cercare Filogamo che la può controllare, Filogamo può andare col sinistro, Filogamo! La grandissima parata di Recchia che la mette in calcio d'angolo, il rilancio del numero 5 con Sceper che esce di testa, palla che rimane lì, Pagliarulo, il tocco in avanti verso Musso, il fuorigioco, posizione di fuorigioco, gol annullato al Trapani, posizione di offside da parte di Musso, c'è anche un'espulsione ed è per il capitano, si presume il capitano Pagliarulo, dunque chiude in 10 uomini il Trapani con Pagliarulo che evidentemente ha detto qualcosa di troppo all'arbitro oppure al direttore di gara e abbandona anzitempo il campo. Stallone lancia e c'è il triplice fischio con la vittoria del Portici che batte il Trapani in questo scontro diretto, la decide una rete, un sinistro chirurgico di Antonio Marino per una vittoria che sa di salvezza. Una Ciriale che certamente vincendo ad Aversa avrebbe tentato l'aggancio sempre di più alla vetta di questo girone I del campionato di Serie D. È andata male, soltanto un pareggio in casa del Real Aversa. Guardiamo gli highlights. Buon pomeriggio dallo stadio Bisceglia di Aversa, Francesco Vitiello al microfono per Real Aversa, città di Acireale, partita importantissima per entrambe le squadre, forse un po' di più per i siciliani che vanno alla ricerca di una clamorosa vittoria del campionato. Per i padroni di casa la salvezza è ampiamente alla portata e da raggiungere nelle prossime giornate. La partita è appena cominciata, Di Lorenzo che smista per Del Prete, si torna all'indietro, palla che viene alzata. Siamo all'interno dell'area di rigore, si gira col destro la Monica, va Cavallo, la mette bassa, la palla si impenna, attenzione, e in qualche modo D'Alterio, altro calcio d'angolo, va col destro, siamo dall'altro lato, palla molto profonda, l'intervento con i pugni e poi il tentativo col mancino di Cavallo, la palla però finisce sul fondo, la mette giù molto bene, prova ad andare via il numero 7, però viene contrato ottimamente da Todisco e finisce qui il primo tempo. Real Aversa 0, città di Acireale 0, prima parte di gara piuttosto bloccata, poche le occasioni. Cavallo all'interno dell'area di rigore, si arresta, attenzione al mancino di Cavallo che si era costruita una grandissima occasione però poi ha sparato alle stelle. Attenzione a Cicciolodi che prova a mettere questo pallone profondo per Ricciardo che la mette in mezzo, azione pericolosissima, attenzione alle mura che viene murato a sua volta, incredibilmente, proprio da Di Lorenzo che
con tutte le probabilità del caso ha salvato un gol fatto, e allora in contropiede la Real Aversa, attenzione, c'è solo Chianese che viene servito adesso, prova a tenere la palla, cade, finisce giù, non c'è fallo. Palla allargata per Chianese. Chianese ci prova con un destro, prova ad andare via Cavallo. Palla che viene messa all'interno dell'area di rigore per la Monica. Grande intervento di D'Alterio. E finisce qui. Per la Cireale un risultato decisamente negativo, ma per la Real Aversa è un punto d'oro che avvicina la formazione aversana a quella salvezza che ormai sembra davvero vicinissima. Importantissima vittoria della San Cataldese 2-0 contro il San Luca, una San Cataldese di Giovanni Campanella che ha costruito un miracolo ormai da qualche mese. Io direi di non chiamarlo più miracolo, ma di abnegazione al lavoro, e sappiamo come Giovanni Campanella impegna il suo percorso di costruzione di gruppo, di tecnica e di altro. Non lo scopriamo adesso, Giovanni Campanella è un allenatore insomma di vecchio stampo. È un super affidabile. È affidabile, è uno che conosce il calcio per averlo giocato ad alti livelli e per aver guidato tante squadre ad alti livelli, e quindi sa soprattutto non solo allenare le squadre, assemblarle, ma soprattutto, secondo me, motivarle. Giusto. Perché Giovanni è un motivatore, oltre a essere un bravissimo allenatore, è un motivatore. E infatti, insomma, la San Cataldese... E non tutti gli allenatori sono capaci di motivare, anche quelli bravi, che sono bravi, però non sono capaci di motivare. Lui è uno di quelli che invece sa motivare. È vero, che è ti vero. posso dire, Serie A Mourinho è un motivatore, non è un grande allenatore soltanto, ma è un motivatore sicuro. E quello aiuta tantissimo poi per il risultato finale, possibilmente positivo. A San Cataldo, insomma, com'è la situazione rispetto alla Nissa? Cioè, o meglio, i nisseni come vedono in questo momento la situazione della San Cataldese? Chiaramente tra Nisseni e Siete San Cataldesi, cugini? noi siamo cugini, però c'è una rivalità molto accentuata, immagino. quindi ai tifosi non è che si vogliano così tanto bene, però voglio dire, San Cataldese è partita malissimo, poi è arrivato Giovanni Campanella, un così usato sicuro. È vero, il motivatore, come ha sottolineato José Sorbello. È un colonnello di ferro che è riuscito a mettere in riga, diciamo, lo spogliatoio, portando i risultati. Un allenatore alla vecchia maniera, come diceva mister Sorbello, però è riuscito a portare i risultati con una piazza che segue la squadra sempre. Sempre, loro hanno perso un seguito pazzesco. 7 partite consecutivamente e ancora avevano il pubblico dalla loro parte che li motivava e li incentivava. A Caltanissetta basta un pareggio. Non succede questa cosa a Caltanissetta, peccato. Allora dovreste avere un po' metà pubblico di San Cataldo e metà di Caltanissetta. Il problema è che metterli insieme è un po' più difficile. Allora ci fermiamo, adesso 30 secondi di pubblicità e tra poco parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Voglio andare su Marte. L'anno prossimo farò il giro del mondo in moto. Voglio aprire un ristorante tutto mio. Voglio fare il miele. Non lasciare che un sogno venga spezzato da un tumore del sangue. Sostieni la ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Di nuovo in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in onda il martedì
per questo ultimo martedì su Gold 78, perché poi da domani ogni mercoledì ed ogni giovedì tra le 13 e le 14 sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Seconda parte dedicata al campionato di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Si è giocata la penultima giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Dolce Onorio Marsala batte Cus Palermo 1-0, Nis FC Canicattì 2-2, Enna Calcio batte Parmonval 3-1, Castellammare batte Mazzara Calcio 2-1, Monreale batte Casteltermini 1-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio Don Carlo Misilmeri 1-1. Agragas 2018 batte Profavara 1-0 ed infine Mazzarese.2 batte Unitas Sciacca 3-1. In classifica, oltre al già super citato passaggio di categoria del Canicattì, il prossimo anno disputerà il campionato di Serie D, tutto ancora aperto per quanto riguarda i play-off. Guardiamo la classifica. Canicattì 68 punti, 60 Agragas 2018, 55 punti Don Carlo Misilmeri, 51 Profavara, 50 Mazzarese.2 Enna Calcio. Con 47 Oratorio San Ciro e San Giorgio, 43 punti Castellammare, 42 Unitas Sciacca e Nis FC, 41 punti Mazzara Calcio, 35 Parmonval, 21 punti Monreale, 17 Dolce Onorio Marsala, 12 punti per il Casteltermini, chiude la classifica il Cus Palermo con 9 punti. Si torna in campo sabato prossimo con l'ultima giornata di ritorno, guardiamo il tabellino degli incontri. Agragas 2018 Enna Calcio, Cus Palermo Mazzara Calcio, Canicattì Oratorio San Ciro e San Giorgio, Castellammare Monreale, Casteltermini Profavara, Don Carlo Misilmeri Dolce Onorio Marsala, Parmonval Unitas Sciacca ed infine Mazzarese.2 Nis FC. Beh, io direi comunque di dedicare l'apertura di questo girone ancora una volta alla straordinaria stagione del Canicattì. Presidente Giammusso, un Canicattì che ha dimostrato, voi insomma l'avete avuto nel vostro girone, di avere veramente una spanna superiore a tutte. Il Canicattì che ha costituito una bella squadra importante con un organico già di categoria superiore, quindi ha praticamente dominato il campionato soprattutto da dicembre in poi e quindi nei mesi che veramente sono quelli che poi alla fine portano a vincerlo. Una squadra straordinaria fatta da giocatori importanti, ben guidata da Lillo Bonfatto, quindi una dirigenza abbastanza organizzata, di gente che ha fatto calcio e poi da tanti anni che ci provano a fare il salto di categoria. Quindi il prossimo anno però, Presidente, se meglio di me, sarà veramente tutto un altro discorso, perché la Serie D necessita probabilmente di una rosa un po' più ampia, anche dal punto di vista tecnico, migliore di quella dell'eccellenza, e soprattutto, secondo me, soffriranno il fatto che non hanno un loro campo. Il fatto di non avere un campo è un fattore estremamente penalizzante. Noi lo abbiamo provato sulle nostre spalle, nonostante all'inizio avevamo a disposizione il Tomaselli, che è uno stadio bellissimo ma con un terreno di gioco pessimo, che poi l'ND i tecnici hanno decretato che non era possibile giocare a calcio. Immagino. Era pieno di buche, quindi avere un campo significa avere disponibilità maggiore per gli sponsor, avere meno costi di trasferta, perché noi abbiamo giocato in trasferta tutte le domeniche, e avere anche più pubblico dalla tua parte, che è una cosa che lo spettatore, anche se sei in testa alla classifica, lo spettatore della città prende la macchina o si va due passi a piedi e si viene a vedere la partita, invece è costretta a spostarsi di qualche chilometro, soprattutto per le persone più anziane. Io all'inizio, quando noi ci andavamo a giocare a Campofranco, avevo messo pure a disposizione un pullman, ma purtroppo gli spostamenti certamente incidono tanto. Dato che ci siamo, parliamo della vostra partita di domenica. Domenica scorsa la Nissa è una squadra pazza perché chiaramente con le squadre più forti, anche abbiamo fatto una bellissima prestazione a Misilmeri, abbiamo fatto una bella partita, ce la siamo giocata una bella partita. Alla grande, e quindi anche ieri abbiamo fatto una grande partita con il Canicattì, nonostante siamo andati sotto di 2 gol, abbiamo avuto tante occasioni, un gol nettissimo che era entrato in porta e l'arbitro non ha visto, avevamo pareggiato,
Dopodiché, sempre a lottare, giochiamo con 7 under, non scordiamocelo. Mister Bognanni ha fatto un capolavoro tattico, cambiando ruolo, ha dato spazio schema, soprattutto abbiamo tanti giocato giovani ragazzi. 3-5-2, quindi abbiamo avuto sorprese anche di un under che non aveva mai giocato sulla fascia, ha fatto benissimo. Ma a questo punto, come possiamo classificare la stagione della Nissa? Fallimentare, sfortunata, oppure cosa? Fallimentare non potrei dirla perché sennò saremmo in zona di retrocessione. Assolutamente siamo no, certo. 18 punti sopra, quindi possiamo distinguere una stagione di grande in 2 fasi. Di 2 fasi, di grande successo. La prima, il 27 novembre, il giorno del mio compleanno, abbiamo festeggiato il mio compleanno. Eravate primi. È il primo posto in classifica, e poi questo crollo, di quelle cose che nel calcio non si possono spiegare, però alla fine poi me lo sono spiegato, perché avendo 7 under in campo, i grandi a centrocampo nei momenti più difficili sono importanti, certo. Avere dei giocatori, soprattutto in quella categoria. In quella categoria, nella nostra categoria, avere dei giocatori di esperienza servono a trainare questi giovani che magari un po' si erano montati la testa di essere primi, magari si erano cullati sugli allori. E poi magari con le squadre inferiori come team di classifica inferiore alla nostra, si sono entrati in campo cullandosi, come col CUS. È inspiegabile che noi abbiamo pareggiato col CUS, poi dei punti, si sono persi dei punti che poi segniamo 2 gol a Grangattino e non possiamo segnarne uno al CUS, quindi qualcosa è successo. Abbiamo perso a Monreale, abbiamo perso con la Parma Valle in casa, abbiamo un po' rovinato quello che è stato il nostro percorso del primo. Poi recuperare è stato sempre più difficile. Poi recuperare è stato sempre più difficile, le pressioni aumentano. Caltanissetta è una piazza difficile, perché se vinci non ti dice nessuno niente, se perdi ti mettono alla gogna, quindi non è stato facile, però io devo dire, abbiamo mantenuto la categoria. E questa è la cosa importante. Da 3 anni che sono alla guida della Nissa, penso l'anno scorso siamo arrivati alla semifinale playoff, quest'anno. Guarda che non te li sto chiedendo adesso quali sono i progetti per la prossima stagione, te li chiedo dopo. Okay, no, perché voglio sentire anche José su questo percorso della Nissa. Ha detto bene, in 2 fasi, una prima fase importante, la seconda zoppicante, e in questa categoria insomma poi alla fine paghi. Io riprendo un attimo brevemente quello che ha detto il presidente della Nissa. Il fatto che all'interno della squadra ci sia una presenza così consistente di under è un sinonimo di una scelta societaria importante, che va sottolineato e va rimarcato questo. Giusto. Però ti espone chiaramente a delle variazioni, no, che possono passare da una grandissima prestazione. Non c'è quella continuità che magari ti dà una rosa un po' più matura. In linea di massima la continuità difetta, perché? Ma non per le qualità tecniche, perché mancano a questi ragazzi i campionati giocati, perché la giovinezza, l'età è importante nella misura in cui tu la metti a disposizione dei campionati che fai. No? Perché può essere uno di 30 anni, però non ti dà nessun apporto. Invece dei ragazzi a 18 anni che magari da 2-3 anni sono impiegati in un certo modo, ti danno una continuità, una certezza. Certo. Vabbè. Parliamo dell'Akragas invece, questo Akragas che arriverà secondo perché matematicamente ha già conquistato la seconda posizione, un Akragas che con il cambio dell'allenatore ha evidentemente migliorato soprattutto i risultati, no? Terranova al posto di Anastasi ha portato evidentemente un nuovo entusiasmo, un Akragas che partirebbe sulla carta nei playoff con un piglio certamente da squadra importante. Ma anche ai nastri di partenza del campionato di eccellenza era partita come la squadra da battere, diciamoci la verità. Questo è vero. Diciamoci la verità, ragazzi, è la squadra da battere. Poi, sai, non tutte le ciambelle riescono col buco, e però malgrado ciò l'Akragas si è ripresa, perché ha mantenuto una posizione importante, secondo in classifica, con la impossibilità di essere ripresa, cioè è già un risultato molto importante, anche perché ha trovato davanti un Canicattì imbattibile. Quest'anno il Canicattì era veramente e quindi forte. Va bene così.
Per chiudere il discorso riguardante questo girone A del campionato di eccellenza, voglio un attimo ritornare al discorso della Nissa, che tra l'altro ha omaggiato il Canicattì con un momento certamente importante, lo stiamo guardando dalle immagini. All'entrata in campo eravate tutti lì ad applaudire, certamente una stagione da incorniciare per la squadra di Bonfatto. Complimenti per questa idea e per questa scelta. Abbiamo fatto ciò che spesso fanno in Spagna, si chiama Pasillo d'Onore, facendo una passerella per onorare i campioni di questo campionato. Bravi, nonostante fosse un derby, nonostante ci sia anche rivalità tra le nostre tifoserie storiche, però è giusto onorare chi vince. È uno sport, io considero nello sport non esistono nemici ma soltanto avversari. Lo sport è un momento di pace e di fratellanza, nonostante la concitazione, l'agonismo e che tutto, ci può pure stare, che ci può stare, ci sta tranquillamente. Dove c'è agonismo c'è anche quel pizzico in più di nervosismo, di accaloramento, però alla fine stiamo parlando di sport e quindi chi vince va onorato perché ha vinto con merito senza rubare nulla a nessuno. È vero, onore ai vincitori, e quando ci sono questi fatti fa piacere vederli e sentirli. Sì, sicuramente questo è qualcosa che dobbiamo imparare. Dai campionati esteri, come diceva il Presidente. Io direi anche dai campionati giovanili. Ma anche dalle giovanili, il famoso terzo tempo, cioè voglio dire rispettare l'avversario, vuol dire anche questo, cioè bisogna entrare in un'ottica, cioè se non c'è l'avversario non si gioca. Se tu non hai un avversario non giochi, quindi se il tuo obiettivo è giocare, tu devi avere qualcun altro con cui confrontarti e alla fine se vince gli devi battere le mani e sperare nella prossima occasione di batterlo tu. È una mentalità che purtroppo hai detto bene, qui insomma ha difficoltà a venire sul fuori. Comportamento, sul fair play, è una cosa che ho sempre insistito con i ragazzi. Dico, un giocatore della Nissa deve essere... si deve comportare bene sia in campo che fuori dal campo. Anche quando sono per strada non tollererò cazzate fatte in giro, non tollererò comportamenti non consoni a quello che rappresentate, perché rappresentate la squadra di una città di calcio, la città di calcio della nostra di Caltanissetta, e quindi dovete comportarvi bene anche in giro. Devo dire che i ragazzi hanno seguito alla perfezione il mio messaggio. Questa raccomandazione è stata li ho invitati pure a iscriversi all'università, studiare, perché il calcio non può durare tutta una vita. Arialdo Giambusso è un presidente vecchio stampo. Fa piacere vedere queste figure all'interno. C'è un nostro attaccante Retucci che l'ho convinto a iscriversi in scienze motori, ha preso già un 30, un altro 30 bellissimo settimana scorsa. Illuminato perché gli dico sempre... Ma sarà illuminato anche la prossima stagione? Eccola qua la domanda che forse ti aspettavi. Sarà illuminato anche per la prossima stagione, perché molti vogliono sapere a questo punto cosa succederà a Caltanissetta, voci addirittura anche di un possibile gemellaggio con l'Atletico Nissa, insomma arrivano parecchie notizie, ma la Nissa, Giammusso, esisterà ancora questo connubio? Allora, fino a quando ci sarà Presidente Giammusso nessun gemellaggio con altre squadre. Quindi smettiamo già subito questa cosa. Non ci potrà essere perché... per tanti motivi che magari non sto qui a spiegare. Assolutamente giusta la tua bisogna remare tutte nella stessa direzione. Io non sopporto chi gufa contro la Nissa, quindi se ha fatto il gufo lo scorso anno non può essere socio mio l'anno successivo, questo sia ben chiaro. E non ho paura di dirlo perché io per i suoi bisogna dirle le cose. Spesso sono antipatico, come sono amato, sono ci anche odiato da qualcuno, faccia, come si suol perché dire. ci metto la faccia e dico le cose in faccia a tutti. Quindi per me non esiste un gemellaggio, anche fino a quando io sarò il Presidente. Poi un Presidente successivo alla Nissa può decidere ciò che vuole. Per il prossimo anno io sto insieme ai dirigenti, stiamo lavorando per allargare la società. Bene. Perché da soli mi aspettavo maggiori incassi da parte del pubblico, perché la squadra è anche un'azienda che quantomeno deve mirare a non perdere tanto. Se poi tutto deve ricadere sulle spalle di una persona, non diventa più una passione, diventa un sacrificio. Anche perché non sono stato affatto
diciamo, ricompensato per il grande impegno, i grandi sacrifici che ho messo in questa mia avventura allanista. Quindi stiamo allargando la società, io penso che ci sono grandissime possibilità di fare bene, abbiamo discorsi intrapresi con altri soci importanti. Bene. E quindi penso che il prossimo anno rilanceremo il nostro progetto. Una Nissa protagonista in eccellenza, quindi la prossima stagione. Faremo una Nissa competitiva in eccellenza. Quindi... È bella questa cosa, José, perché è la dimostrazione come i presidenti ci mettono quella passione e che è un po' scomparsa in alcune figure appunto presidenziali. Assolutamente, assolutamente, hai perfettamente ragione. Cioè, presidenti di questa natura se ne trovano sempre di meno. Presidenti appassionati. E questa se viene meno la passione, ma è soltanto un'operazione di marketing o di finanza oppure di affari, non si va da nessuna parte. Ti può andare bene una volta. E la passione ti può fare qualche errore, chiaramente. Ma ci può anche stare. E ne ho fatti tanti, perché io di calcio non è che ne masticavo così tanto, quindi mi sono trovato in questa... Ti hanno immerso in questo mondo. Io facevo spettacoli, lo sai benissimo. Però benissimo. ti devo dire, ieri sono rimasto molto contento dal fatto che gli ultra del Canicattì mi hanno tributato un applauso dei cori alla mia persona. Ma d'altra parte quando si lavora bene, insomma, poi dopo si vede il lavoro di una persona che ci mette passione, impegno e determinazione, quindi e ovunque vada sono conosciuto, anche a Misilmesi, sono passato davanti alla tribuna, mi hanno applaudito, quindi nessuno glielo imponeva, quindi perché hanno visto che la mia passione... Ma il tuo arrivo nel calcio dilettantistico è stato accolto sempre con molto piacere, proprio perché si vede la passionalità con la quale tu, insomma, ti impegni in questo caso con la tua Nissa. Io sono salito sull'autobus delle squadre che hanno vinto a Caltanissetta complimentandomi con loro. Bravo. Quindi non è che per me è sport e questo lo voglio trasmettere anche ai miei ragazzi. Benissimo, colgo l'occasione a questo punto per voltare pagina in maniera veloce e parlare di questo girone B invece di eccellenza, dove c'è stata la vittoria della Ragusa. Voglio sentire un po' anche il pensiero di José Sorbello, un Ragusa che finalmente riabbraccia la Serie D dopo alcuni anni di purgatorio. Là c'è stata in passato una situazione un po' così, c'è stato il Ragusa che non si esprimeva a certi livelli, c'è stato l'avvento del Santa Croce, insomma, di altre società. Ma tutta la provincia adesso si è risvegliata. E quindi una provincia importante che ha avuto in passato sempre squadre di livello che hanno Vittoria, Comiso, insomma Scicli, insomma squadre che hanno partecipato a campionati importanti. Quest'anno il Ragusa ha fatto qualcosa di unico, imbattuta, insomma, è riuscita a ottenere un risultato di approdare alla categoria superiore, ma non soltanto, è riuscita a ritrasmettere entusiasmo, perché Ragusa è una città che è molto legata a un altro sport. La pallacanestro. La pallacanestro. La passalacqua. La pallacanestro, tu vai al Pala Zama, diciamo, si chiama così, ed è pieno. Vai al Selvaggio ed c'è un po' di meno. Poi c'è poca gente. C'è poca gente. Invece il Ragusa con questo straordinario risultato, che non è soltanto aver vinto il campionato, ma averlo vinto in un certo modo. Con la Coppa, tra l'altro. Giusto. È riuscito a rimettere in moto quell'entusiasmo sopito da tanti anni ormai, ma che è venuto fuori. Tra l'altro ha fatto da traino, perché tutta la provincia di Ragusa ne ha trovato beneficio. Adesso il Modica, per esempio, ha vinto anche il campionato di promozione, e credo che questo possa servire anche di buon auspicio per le stagioni successive. Un Mazzarone che comunque andrà ai playoff. Insomma, siamo contenti perché si è risvegliata una provincia. Mentre invece con Gianmusso voglio parlare della sfortuna dell'Igea, invece, che giocherà adesso un playoff contro la Ionica, e sarà un po' difficile perché va a giocare a casa della Ionica e sappiamo benissimo che la squadra ionica è una brutta gatta da pelare. Dall'Igea ci aspettavamo forse qualcosina in più, visto l'organico, visto la struttura che hanno. Però sai, il Ragusa quest'anno
ha fatto veramente un campionato eccezionale, grazie a una dirigenza molto compatta, molto unita. Il presidente Puma, che conosco personalmente, tra l'altro è il nipote di Puma, un giocatore che giocava nella Nissa tanti anni fa. Il direttore, mio amico Graziano Strano, che ha fatto un ottimo lavoro. Beh, un plauso anche al mister Raciti, doppia vittoria, Coppa Campionato, da imbattuto in tutta Italia. In tutta Italia è un record, quindi non è semplice raggiungere questi risultati. E l'Igea, qualcosina in più, ce l'aspettavamo. Ha pagato questo esploit del Ragusa, però è anche vero che la Ionica, meritatamente arrivando al secondo posto, ha segnato un punto fondamentale della sua stagione, intanto di giocarsi la partita più importante della stagione con 2 risultati dalla sua su 3. Questo certamente sarà un punto a favore per Campo e compagnia. Quindi lo deciderà il campo, quindi sono partite secche nelle quali tutto è possibile. Pronostico? Quindi, ma io non voglio esprimermi per non lasciare scondendo nessuno, ma penso che alla fine l'Igea qualcosa potrebbe farcela. Pronostico anche da parte di Giuseppe? Per il passato l'Igea, vabbè, chiaro, storicità inconfondibile. Però per quello che si è visto in campionato penso che la Ionica potrebbe avere chance importanti. A questo punto voltiamo pagina, 30 secondi di pubblicità e poi subito a parlare dei 4 gironi del campionato di promozione. Finalmente 4 società hanno raggiunto la tanto agognata eccellenza. A tra poco. Quattro gironi del campionato di promozione: girone A vinto dalla Resultana San Lorenzo, girone B vinto dalla Rocca Acquedolcese, girone C vinto dal Real Aci ed infine il girone D a sorpresa vinto dal Modica nei confronti del Mazzarrone proprio nello scontro diretto. Partiamo subito con il girone A e diciamo subito che questa Resultana San Lorenzo, un quartiere di Palermo, assapora per la prima volta il campionato di eccellenza la prossima stagione, José, con un obiettivo ben chiaro: ben figurare e chissà sognare una Serie D. I sogni non si devono togliere, è giusto che esistano sempre, quindi però bisogna fare anche i conti con la realtà. Io penso che questa realtà in questo momento è molto luminosa e quindi è giusto che il Resultana sogni di fare un bel campionato e di potersi inserire nel Goda, nella lotta per un campionato importante in futuro. Non è mai facile comunque pensare di organizzare una stagione a vincere, soprattutto perché ci vai per la prima volta, come nel caso appunto della Resultana San Lorenzo, perché la prima volta sarà la prossima stagione. Intanto bisogna fare un campionato secondo me di assestamento, conoscere la categoria, vedere i giocatori che sono di categoria, quelli che devono essere sostituiti, quelli che devono essere presi, insomma è un lavoro di un certo tipo. Non è semplice, non insomma, è semplice, no, non assolutamente. Però è chiaro che fare un campionato di eccellenza in realtà vicine o dentro le grandi città siciliane è più facile. Questo sì. Ed è meno costoso rispetto che farlo a Caltanissetta, San Cataldo o Canicattì, perché
Noi abbiamo 16 persone che dormono nel nostro convitto. Un risultato a San Lorenzo può attingere a ragazzi che dormono a casa loro, mangiano a casa loro, quindi con costi chiaramente inferiori rispetto a quello che sono i nostri. Ha anche possibilità di prendere persone che non vogliono viaggiare o spostarsi da casa, chi ha famiglia, e quindi in quelle realtà lì è un pochettino più semplice, a mio avviso, riuscire ad allestire. Senza nulla togliere comunque ad una stagione come quella di quest'anno, che è stata da incorniciare, no? Clemente, supercannoniere di questa Noi l'abbiamo incontrata in squadra. preparazione e noi all'inizio avevamo un organico di tutto rispetto. E vi aveva fatto una bella impressione. Ci ha fatto una gran bella impressione. È vero. Guardiamo la classifica, dove appunto il Resultana ha 65 punti, con 57 il Casteldaccia, 49 Folgore Castelvetrano, 47 il Raffadali, con 46 il Gangi, 43 Fulgatore, 35 Lascari Cefalù, 31 Città di San Vitolo Capo, 28 Alba Alcamo, 27 Città di Carini, 25 il Partinico Audace, 24 Supergiovane Castelbuono insieme al Camarat. Chiude la classifica il Villabate con 12 punti, e infatti il Villabate, la squadra che retrocede la prossima stagione, disputerà il campionato di prima categoria. Giorno 8 invece ci sarà il play-out tra Camarat e Castelbuono, mentre per quanto riguarda la griglia play-off, giorno 8 ci sarà lo scontro tra Folgore Castelvetrano e Raffadali 2018, la vincente poi giocherà la finalissima contro il Casteldaccia. Guardiamoci la festa del Resultana San Lorenzo, una vittoria che ha permesso chiaramente di brindare ad una stagione da incorniciare. Siamo riusciti ad ottenere questo grande traguardo, questa grande promozione, un sogno che si avvera, e siamo entrati nella storia di questa società che per la prima volta approda in eccellenza, quindi magnifico. Tutti contro di noi davano quel qualcosa in più, perché appunto sin dall'inizio eravamo i favoriti, fin dall'inizio il Resultana la squadra da battere, fin dall'inizio, quindi ci sta che quando incontri una squadra come la nostra dai l'anima, anche solo per fare un gol, anche per un pareggio, quindi ci sta. Dico, io sono contento così, perché come avete visto oggi noi abbiamo vinto già il campionato domenica scorsa, però abbiamo onorato il campionato come è giusto fare, quindi posso dire che non ci ha regalato nessuno niente, è stato un campionato bello, è stato un campionato importante, e ora ci aspetta la Coppa, che è un altro nostro grande obiettivo. Il mio pensiero è rivolto a tutte le società che hanno affrontato, come il Resultana San Lorenzo, grandi momenti di difficoltà per il Covid. Siamo ripartiti secondo me alla grande anche in terza categoria, con 30 squadre. Tutte ce la possono fare, ma non è soltanto il campo che dà il risultato trova riscontro anche alle spalle, la dirigenza, i tecnici, il contesto sociale, e oggi è una bellissima festa caratterizzata dalla presenza di tante donne, da tante signore che manifestano la bontà proprio delle persone che compongono il gruppo. È il gruppo quello che fa la differenza, a prescindere dai giocatori può avere tutti i nomi possibili, ma se non è il gruppo di base non se ne vincono campionati, e noi sotto quell'aspetto tanta roba. Qua ci sono uomini prima che giocatori, e quella alla lunga ti porta a ottenere risultati. Bella, una bella esperienza, una bella realtà fatta di persone serie, di gente che ha voglia di crescere e lavorare.
sono orgoglioso di aver fatto parte e fare parte di questa grande famiglia. Quando sono arrivato già sapevo che il risultato era quello, prefissato, quindi ancora la stagione non è finita, quindi dopo aver festeggiato ora andiamo testa alla Coppa e vediamo di fare la doppietta. Il gruppo, secondo la mia idea calcistica, è la cosa fondamentale in una squadra. Poi ovviamente ci sono in gioco altri ingredienti, se vogliamo dire così, come livello tecnico, livello tattico, però il gruppo secondo me è la cosa fondamentale in una squadra. Raffadali è stata una vittoria importante, però il mio gol ha sicuramente dato la svolta al campionato, il 3-0 niente, è stata quella. Grazie a me, grazie tutto a me, sì, è stato merito mio. Partite fondamentali, Raffadali Casteldaccia, là abbiamo svoltato il campionato. Sei nell'anima, in questo spazio indifeso, inizia tutto con te, non ci serve un perché, siamo carne e fiato. Se nell'anima rimani lì per sempre, la notte è tragica ed io mi sento solo tra la gente, ma diventa magica se tu sei qui presente ed il mio animo si agita, crisi di panico latente, la mia mente mi mente continuamente, ma l'amore rende il cuore trasparente, dentro di noi più niente, dentro di noi più niente, sei nell'anima. Ho sposato questo progetto circa 4 anni fa, 3 anni fa, perché poi c'è stata la pandemia, perché ho creduto sempre, fin da sempre, a questa società, al vicepresidente Locacciato, il presidente Conte, Moceri, il grandissimo direttore Aurelio, il mister Chinnice che già l'avevo in passato a Castelbuono. Ho creduto sempre in questo progetto, siamo partiti dalla prima categoria facendo tantissimi sacrifici, poi l'anno scorso c'è stata la pandemia, quindi ci siamo bloccati e adesso abbiamo incoronato questo sogno con l'eccellenza, quindi ritorniamo dove pensiamo di stare. Vado punto e a capo, così spegnerò le luci e da qui sparirai. Forza Resuttana, spero di fare bene anche il prossimo anno, vediamo come va a finire. Credetemi, allenare una squadra con questi caratteri, con queste persone che hanno fatto categorie superiori, per un allenatore riuscire a raggiungere un obiettivo importante è motivo di orgoglio. I meriti sono dei ragazzi principalmente, lo dico sempre, l'ho detto sempre, però noi come staff siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Il gioco della squadra è un gioco che comunque ci sono dei principi ben stabiliti, provati durante la settimana, e quando riescono per noi è un motivo di orgoglio, quindi sono contentissimo di come gioca la squadra, ma sono contentissimo del gruppo che si è formato, perché nelle difficoltà che ci sono state in ogni stagione ci sono dei momenti meno lucidi, più bui, quindi lì si è visto il valore della rosa, il gruppo, la forza e il remare tutti nella stessa direzione, e ci siamo riusciti. Sono entrato a far parte di un organico importante per la categoria, ragazzi veramente di grandissimo livello, sia i grandi che i più piccolini, quindi è stato facile per loro, è stato facile per me ambientarmi e esprimermi al massimo. Per noi questo è un campionato che vale doppio, perché non c'è stata una partita, dico una, dove gli avversari non hanno messo il 300% per cercare di ostacolarci. Basti pensare che qualche pareggio è stato festeggiato per mesi e mesi da qualche società, quindi questo ti fa ben capire con quale spirito ci affrontavano. Per noi questo è stato un motivo, uno stimolo in più, perché sapevamo che dovevamo mettere anche noi il 100% ogni partita per poterla vincere, e devo essere sincero, alla fine ce l'abbiamo fatta. Nell'ultimo mese abbiamo vinto 3 trasferte difficilissime, Casteldaccia, Raffadali, Folgore, che veramente hanno sancito il nostro successo. Vincere non è mai facile e normalmente si ha sempre la paura di non farlo,
e il rispetto per gli avversari, però nel nostro inconscio sapevamo di essere i più forti e non l'abbiamo dimostrato. Sono contentissimo di questa stagione, che siamo partiti da favoriti, ma non è mai facile vincere. Qui questa vittoria c'è tanto sacrificio, allenamenti, voglia di vincere, c'è un grande gruppo e siamo contenti. Adesso ci godiamo questi momenti e poi pensiamo alla Coppa. Veramente tanto, sono contento di aver lasciato oltre comunque, diciamo, le caratteristiche da giocatore, soprattutto oltre il campo, sicuramente anche dei valori umani che secondo me sono la base anche in questo sport e niente, sono contento. Devo ringraziare anche i miei compagni di reparto, perché comunque giocarsi il posto è sempre stata dura, ma l'abbiamo fatto sempre con massimo rispetto l'uno per l'altro e niente, è stato bello. La felicità della promozione e già stiamo lavorando vogliamo lavorare su questa base, che è una base secondo me già ottima per l'eccellenza, con qualche ritocco importante. Noi non penso vogliamo fare un campionato anomalo, un campionato per vincere. È stata un'annata veramente ricca di duro lavoro e poi alla fine chi semina raccoglie, quindi le emozioni non sono mancate in questo scorcio di stagione. Siamo davvero contenti, abbiamo fatto un lungo percorso durato 6 anni, ma non è un traguardo quello che abbiamo davanti, è un punto di partenza. È una frase scontata e banale, ma è la realtà. Già stiamo programmando quello che è l'anno prossimo, vogliamo fare una bella stagione, non posso chiaramente puntare a vincerla al primo anno, ma non voglio nascondermi, vogliamo far divertire i nostri tifosi e tutte le persone che ci seguono e che ci seguono ormai con interesse. Noi anno dopo anno alla terza categoria a salire abbiamo sempre aggiunto nuove persone all'interno della società, poi chiaramente l'arrivo del direttore sportivo Aurelio Bianco, mio grandissimo amico, abbiamo iniziato a pianificare realmente qualcosa di importante. Insomma, anno dopo anno abbiamo ottenuto dei grandi soddisfazioni, innanzitutto e successi sul campo. Parliamo adesso del girone B, Rocca Acquedolcese matematicamente al campionato di eccellenza. Spulciamo subito la classifica per dare un quadro completo, tenendo presente che sabato 30 ci sarà l'ultima giornata, quella decisiva soprattutto per quanto riguarda la griglia playoff. Rocca Acquedolcese con 55 punti, 51 la Torrenovese, 45 Pro Falcone, Milazzo e Promende, con 41 Sant'Angiolese, 34 Messana 1966, 30 per l'Atletico Messina, 29 Castelluccese, 27 Gioiosa, 23 Gescal, 20 Valdinisi, 19 Sinagra Calcio. Chiude la classifica la Stefanese, già matematicamente in prima categoria con 14 punti. Ricordiamo che la partita Promende e Gioiosa è stata sospesa sul risultato a favore della Promende per 1-0, quindi verrà recuperata poi la parte finale dell'incontro. Incontro che sarà anche abbastanza importante proprio a riguardo della griglia playoff. Onore comunque alla Rocca Acquedolcese, Rocca Caprileone e Acquedolci che si uniscono in questa stagione per fare una stagione meravigliosa, perché li ha proiettati in eccellenza. Ci piace quando c'è l'unione di piccoli centri, no? Sì, è sempre un fatto da guardare con positività, sicuramente,
però ripeto, poi il fatto che si perde l'identità, secondo te? L'identità del Rocca di Caprileone, di Acquedolci si smarrisce un po', però chiaramente se l'unione delle forze, perché poi di questo si tratta, di forze, di risorse economiche, non solo anche economiche, e riesce a ottenere questo tipo di risultati, ben venga, ecco. Rocca di Caprileone, che comunque qualche anno fa l'eccellenza l'ha fatta, con poca fortuna, però dispongono di una struttura bellissima. E di acqua buona. Guardiamoci il video del pareggio 1-1 tra Rocca Acquedolcese e Sinagra Calcio, pareggio che permette alla squadra appunto di volare verso il campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. Il Rocca Acquedolcese fa festa per la promozione nel campionato di eccellenza grazie al pareggio per 1-1 con il Sinagra e brinda al salto nel massimo torneo regionale con una giornata di anticipo. Una vittoria a lungo inseguita e alla fine meritatamente conquistata al termine di una stagione molto combattuta e di un campionato tra i più avvincenti degli ultimi anni. Un successo figlio del grande lavoro societario ma soprattutto tecnico, ripartito in estate con la riconferma in panchina di mister Francesco Palmeri. Numeri straordinari per la capolista del Girone B, che a 90 minuti dalla fine della stagione regolare rimane imbattuta in campionato con 15 vittorie e 10 pareggi, migliore attacco con 55 gol fatti e difesa meno battuta con appena 15 reti subite. È stata la vittoria di tutti, ma soprattutto di un gruppo di ragazzi capace, specialmente nei momenti complicati della stagione, di stringere i denti e portare a casa l'obiettivo. Contro il Sinagra, in cerca di punti salvezza, il Rocca Acquedolcese la sblocca dopo appena 3 minuti quando, dopo un'azione insistita di Cangemi, che da pochi passi colpisce in pieno il palo e il pallone arriva dalle parti di Zingales che dal fondo mette in mezzo, trovando poi il tentativo acrobatico di Lima che manda il pallone sulla testa di Miracola, bravo da pochi passi a mettere alle spalle di Bonfiglio il vantaggio per i suoi. È il suo quarto cetro in campionato, il terzo consecutivo nelle ultime 2 partite. Il Sinagra cerca comunque di rimettere la gara in equilibrio e nella ripresa al minuto 80 trova il meritato pareggio con il solito Cullà che dal limite spiazza Caserta, firmando così l'1-1 e il suo 9° centro in campionato. Poi dopo 4 minuti di recupero concessi dal signor Chiappara di Palermo, per il Rocca Acquedolcese la festa sperata, annunciata e da tempo preparata può finalmente scoppiare. Nel post match abbiamo ascoltato ai nostri microfoni le impressioni a caldo dei protagonisti. Io posso solo dire che ho allenato un gruppo di ragazzi che dire splendidi è poco. Durante un campionato, durante una stagione non va mai tutto liscio, ma proprio da questo punto di vista devo dire che il gruppo dei giocatori, tutti i ragazzi, la società e noi come staff tecnico siamo stati sempre molto compatti, molto uniti e diciamo che sapevamo che questo obiettivo sarebbe arrivato e che l'avremmo meritato quando sarebbe arrivato. La dedica innanzitutto alla mia famiglia, sicuramente mia moglie e i miei figli, perché per il tempo che tolgo a loro e poi con tutti i ragazzi vogliamo dedicarla a Tindaro Calabrese che da gennaio per il problema di salute che ha avuto non è più potuto essere con noi. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, ma anche questo, diciamo, questa difficoltà ha compattato e cementato il gruppo e da quel momento diciamo che siamo andati ancora, non dico meglio, ma ci siamo messi in testa di doverlo vincere questo campionato. È stato un campionato durissimo, come sappiamo tutti pieno di vicissitudini, quindi doppiamente bello, quindi non ho parole. Abbiamo fatto veramente un miracolo quest'anno perché tutti ci davano per la corazzata del campionato, ma con quello che ci è successo ad un certo punto veramente è stato un miracolo. Diciamo che ho avuto la fortuna di vincere tanto, però l'ultima è sempre il più bello, ha un sapore diverso, soprattutto dopo gli anni difficili che abbiamo vissuto calcisticamente e non solo, quindi sono veramente contento, adesso voglio divertirmi. Penso che posso affermare che è una vittoria meritata, non perdere per 1 anno e mezzo mai, migliore attacco, migliore difesa, non c'è altro da aggiungere, credo che i ragazzi se lo sono meritato. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a rimanere con i ragazzi di Rocca e fare una società insieme, perché come è stato quest'anno ci auguriamo di avere
qualche contributo in più dal punto di vista di persone che contribuiscono, di qualche sponsor, di qualche dirigente anche di Rocca, perché negli ultimi anni insomma si erano un pochettino allontanati, quindi ripeto, ci auguriamo di poter fare una cosa insieme. Noi torneremo sicuramente a giocare nel nostro campo di Acquedolci, che mi auguro a settembre sia già pronto per affrontare il campionato di eccellenza. Chiaramente giocheremo in entrambi i campi qualora riusciamo a trovare una soluzione per poter andare avanti insieme. Dopo 2 anni di Covid, 2 anni di fermo di tutte le attività che erano i nostri sponsor, persone vicine a noi che contribuivano a portare avanti questa società, ce n'è voluta veramente per andare avanti, perché altrimenti eravamo fermi già da un bel po'. E poi ringrazio ancora gli amici di Acquedolci e quelli che siamo rimasti di Rocca veramente a spendere ancora per portare avanti il calcio. Complimenti al connubio Rocca di Caprileone e Acquedolci. Insieme hanno costruito questo bel giocattolo che si chiama Rocca Acquedolcese, che la prossima stagione disputerà il campionato di eccellenza. Parliamo del Girone C, ultima giornata anche quella di domenica, importantissima perché ha permesso finalmente al Real Aci di coronare una stagione meravigliosa. Vince il Girone C e vola verso il campionato di eccellenza. Qui abbiamo un ex giocatore del Real Aci, no? Lo possiamo dire? Sì. Mitica società acese. Sì, sì, sì. Ho giocato il penultimo anno della mia, tra virgolette, carriera calcistica alla Ciriale con il Real Aci. È stata una bella esperienza, ho conosciuto tantissime persone che sono rimaste amiche nel tempo, quindi avevamo una squadra molto molto forte, però in quell'anno c'erano anche squadre del nostro stesso livello e quindi arrivavamo, mi pare, terzi. E comunque è stata una bellissima esperienza e io sono contento che Real Aci sia finalmente riuscito a vincere questo campionato e quindi dall'anno prossimo lo seguiremo in eccellenza. Ancora di più. Tra l'altro, Presidente, la cosa più strana è che il Real Aci ha i tifosi anche della Ciriale dalla sua, cioè loro vivono la realtà del tifoso a 360 gradi. Cioè non dicono abbiamo una rivale in casa, anzi sono presenti e fanno da supporto. Ma è una grande cosa perché i tifosi... Da voi non succede questa cosa, l'abbiamo capita. No, ma i tifosi acesi tifano la città, quindi questo è veramente bello perché qualsiasi squadra loro rappresenti vanno a sostenerla ed è una bella cosa. Ed è una bellissima cosa, è vero, è vero. Guardiamoci la vittoria importantissima del Real Aci contro l'Armerina, la partita è finita 3-1, partita che permette al gruppo di Mister Manca di raggiungere il campionato di eccellenza. L'attesa è finita, ultima giornata di campionato promozione, per il Real Aci è il giorno della verità. I Granate infatti dipendono da loro stessi e in caso di vittoria contro l'Armerina sarà conquista del titolo e conseguente salto di categoria in eccellenza senza dover aspettare il risultato del Motta. Avvio di partita interlocutore dopo i primi 15 minuti, qui Pennisi attaccato lancia subito in profondità. De Carlo riesce in qualche modo a fare da sponda per Castelli, c'è spazio per il numero 11, Castelli va all'1 contro Aca, riesce a saltarlo, Castelli ancora, prova il destro! Non inquadra la porta, Licata. All'indietro per Luigi Marino, ha spazio per spingere, Marino ne salta uno, ne salta due, salta anche il terzo in aria, Marino atterrato da Castellana, per l'arbitro non c'è nulla, ancora Granata alla caccia del vantaggio, Pennisi in profondità, capisce tutto lo Bartolo che però si fa rubare il pallone da Mongelli, Mongelli il destro, respinge Pandolfo, arriva Castelli, Castelli ha cerchiato la tira avversaria, ancora Castelli, fermato da Aca e poi si salva l'Armerina, cresce sempre di più col passare dei minuti la spinta del Granata, Bozzanga, vede Castelli, il suggerimento per Mongelli, il controllo, Mongelli, a giro col destro! Sfiora il palo alla sinistra di Pandolfo. Claudio Marino accelera sulla tre quarti, poi serve De Carlo sulla sinistra. De Carlo salta un avversario, ne salta un secondo, ancora De Carlo, si accentra, potrebbe provare il tiro, alla fine allarga per Licata sulla destra. Licata, il cross per Mongelli! Non ci arriva per un soffio. Corner per il Granata, lo batte De Carlo. La mette in mezzo, libera Stivala, raccoglie Castelli, Castelli prova dalla distanza, ancora Pandolfo a dire di no. Mezz'ora di gioco, rimessa lunga di De Carlo,
intercetta Stivala, poi libera Amore, capisce tutto Bozzanga, il pallone finisce a Mongelli in aria, Mongelli, contrato, poi Castelli, col destro! Simon Luca Castelli, ancora a segno, il secondo gol consecutivo dopo quello rifilato al Calatabbiano. Il Real Aci dopo un lungo assedio trova il gol del vantaggio, meritatissimo. Esplode di gioia la panchina a Granata. Nonostante il vantaggio, i Granata spingono ancora alla caccia del raddoppio. Bozzanga, suggerimento deviato. A vuoto Stivala, poi Castelli, scambio con Mongelli. Castelli ancora! All'angolino! Simon Luca Castelli, doppietta personale. Fanno 5 in campionato per lui. Comincia la ripresa. Con l'Armerina che non sta a guardare e prova ad accorciare le distanze. Amore, controllo di petto. Lancio in profondità per Alessandro, la posizione regolare. Alessandro all'1 contro 1 contro Faro. Si defila. Prova il sinistro. Vitale ci mette il piede. Ancora padroni di casa in attacco. Corner di Stivala. Per Amore che anticipa tutti e colpisce il palo esterno. 64esimo. Torna a farsi vedere il Reale in attacco. Ligata. Salta un avversario. Scarica sulla destra per Claudio Marino. Il traversone. Colpisce di testa H. Il pallone finisce a Castelli. Castelli stavolta col sinistro. Ancora Simon Luca Castelli, tripletta personale, 6º gol in campionato, è il mattatore di giornata. Cerca il gol della bandiera l'Armerina nei minuti finali. Russo per Amore, in aria, serve Alessandro, sfida Faro, poi il raddoppio di Merenda, poi il tiro di Amore, deviazione di Spartà, e il pallone che si infila beffardamente alle spalle di Vitale per il 3-1. Arriva il tanto atteso triplice fischio, il Real Aci supera anche l'ostacolo Armerina e vince il campionato promozione 2021-2022 e parteciperà per la seconda volta nella sua storia al campionato di eccellenza, ma la prima arrivò attraverso un ripescaggio. Un successo dal sapore dolcissimo e meritatissimo, senza aver perso nemmeno una partita sulle 26 disputate. Un vero e proprio trionfo fatto di sacrifici, umiltà e spirito di gruppo, guidato in panchina da Marcello Manca e dallo staff composto da Fabio Scudieri e Saro Greco, e in campo mirabilmente condotto dal capitano Salvo Campanella. Gli sforzi del presidente Santorusso e il lavoro del DG Enzo Dornetti e di tutta la società fino ad arrivare al sempre presente magazziniere Turi Pagano sono stati ripagati. Sicuramente sono felicissimo per questa vittoria del campionato, ma al di fuori di essere la squadra favorita o non favorite, noi quest'anno abbiamo disputato un campionato importante assieme a tante altre squadre come il Motta, la Confortese, l'Atletico, il Belpasso, la Nissa, che hanno tutte squadre importanti come noi. È stata una bella lotta, alla fine siamo riusciti a vincerlo, penso anche con merito, perché è una squadra che non ha mai perso, una squadra che prima di tutto è formata da giocatori per me importanti, specialmente nello spogliatoio, gente che ha lottato fino alla fine, che ha dato tutto per questa maglia, e io lo voglio ringraziare pubblicamente. Io sono una persona che ha parlato pochissimo, non ho detto niente, non dico niente, dico soltanto che ho avuto a che fare con giocatori che difficilmente si possono incontrare. Noi abbiamo creato un gruppo importante. Noi all'inizio forse non eravamo accreditati a vincere il campionato, però la società ha fatto degli sforzi, ha preso dei giocatori importanti che nei momenti di difficoltà ci hanno dato una mano. Diciamo che nell'ultimo periodo noi abbiamo subito parecchi infortuni e cose varie. Siamo stati bravi a prendere questi giocatori che ci hanno dato una grossa mano, dunque sono contento e sono felice di aver allenato questi ragazzi. Sono felicissimo 2 volte, 3 volte, non so quanto, perché come hai detto tu noi non eravamo nei primi posti a inizio campionato, però il gruppo è veramente eccezionale, il mister, lo staff tecnico, un presidente a dir poco entusiasta di quello che faceva giorno dopo giorno, e ci siamo uniti insieme e tutti abbiamo creduto alla fine di poter vincere questo campionato, e ce l'abbiamo fatto contro i pronostici, contro altre squadre che fortissime del girone, Motta, Leon Fortese, anche l'Atletico Nista, l'Atletico 94, tutte squadre accreditate. Quindi noi eravamo in quella cerchia e il nostro gruppo, la nostra forza, la nostra unione ha fatto sì che alla fine abbiamo vinto il campionato. Sappiamo tutti che è stata una grande emozione oggi vincere questo campionato, soprattutto perché non eravamo quotati per questa vittoria.
non eravamo probabilmente la favorita, quindi questo ha reso tutto più bello, soprattutto perché la forza di questa squadra non è stata, è stato il gruppo e non sono stati i singoli individui, quindi questa è stata sicuramente la nostra forza e alla fine questo ci ha premiato. Dal mio punto di vista questa è una vittoria fantastica, perché essere imbattuti vuol dire che, a differenza di altri che hanno fatto le chiacchiere, noi abbiamo fatto i fatti e l'abbiamo dimostrato partita dopo partita in campo con un gruppo fantastico, e questa è stata la nostra forza. Questo si può fare se si ha un gruppo solido, unito, forte. Per il proseguo intanto ci guidiamo il momento, poi vediamo di pensare al futuro. Sicuramente a inizio anno non eravamo noi la squadra che doveva vincere il campionato, però magari a volte non vince la squadra più forte, diciamo, però lo vince il gruppo più forte, e noi abbiamo dimostrato nei mesi la costanza di non abbiamo perso neanche una partita, alla fine siamo imbattuti e siamo felicissimi di questa grande vittoria, veramente che è strameritata. Guardiamola comunque la classifica finale, perché dopo questa vittoria del Real Aci del girone, tutto adesso l'interesse è rivolto ai play-off, dove ci sarà questo scontro tra FC Motta e Leonfortese. Per quanto riguarda invece i play-out, la finale ci sarà giorno 8 tra Città di Calatabbiano e Don Bosco 2000. Voglio sentire subito comunque un pronostico tra FC Motta e Leonfortese, perché sono due squadre che hanno comunque fatto una stagione bellissima. Giuseppe, come andrà a finire? Non lo so, la Leonfortese per tradizione, ma il Motta... Con Gaetano Mirto? Per tradizione anche passata. Certo. Ma il Motta anche perché ha fatto un gran campionato, quindi voglio dire, sono due squadre sulle quali fare un pronostico diventa difficile. Difficilissimo. Il pronostico invece di Arialdo Giammusso, come potrebbe andare a finire? Perché poi tra l'altro, vincendo questa finale playoff, si dovrà poi scontrare con la vincente del girone D, che potrebbe sulla carta essere il Mazzarone. Per amicizia e vicinanza io tifo per la Leonfortese. Tifa Leonfortese, benissimo, benissimo. Parliamo adesso proprio di questo girone D, dove c'è stato questo scontro al vertice importantissimo tra Modica e Mazzarone. Si è giocato in casa del Mazzarone, ha vinto il Modica 2-0, un risultato che permette alla squadra di Betta di vincere il girone e volare verso il campionato di eccellenza. Presidente, te l'aspettavi che, insomma, quasi sul filo di lana questo Modica avesse la forza di superare un Mazzarone che per tutta la stagione è stato sicuramente leader del girone? Ma quando ci sono dei campionati in cui in testa sono squadre livellate, c'è da aspettarsi tutto, quindi Modica è una bella piazza, una piazza anche ricca, nella quale ci sono tante forze economiche che lo possono sostenere, tante aziende. I ragusani sono gente che lavora, gente che fa impresa, gente che valorizza il proprio territorio, quindi io ho grande rispetto per la gente di Ragusa, di quella provincia lì, Ragusa, Modica, che sono a due passi, quindi me lo aspettavo, perché una rincorsa pazzesca. È stata una rincorsa, ma penso che la squadra è ben guidata da un allenatore molto capace, molto attento, e quindi ha meritato questa vittoria. Merito di Betta? Anche dai. Ma da una squadra anche molto matura. Sì, però giocatori maturi. Però, come ha giustamente ricordato il Presidente, Modica, al di là dello storico, è una città ricca, una città importante, una città che ha sempre organizzato le sue squadre di calcio. Quindi, voglio dire, questa ha trovato tutti gli elementi giusti ed è riuscita a non mollare, perché c'è stato un momento in cui il Mazzarone sembrava avviato e quindi qualsiasi altra squadra che non avesse questa forza avrebbe mollato, dice vabbè, arriviamo secondi e siamo a posto. Invece non ha mollato fino alla fine e poi è stata premiata, anche se devo dire che il Mazzarone è l'autentica rivelazione di tutti i campionati di
promozione della Sicilia, secondo me. È vero, è vero. Guardando la classifica, appunto il Modica in testa con 61, 60 per il Mazzarone, 52 per lo Sporting Eubea, 50 Nuova Città di Gela con 45 Città di Comiso, 40 Città di Vittoria, 37 il Frigentini, 30 il Priolo Gargallo, 29 per Città di Canicattini, 26 il Megara 1908, 25 Città di Avola 2020 insieme al Pro Ragusa, con 19 punti l'RG, chiude la classifica lo Scicli con 13 punti. Per quanto riguarda la griglia playoff, giorno 8 si giocherà il big match tra Sporting Eubea e Nuova Città di Gela. La vincente poi si scontrerà contro il Mazzarone giorno 15. Per i play-out vanno allo spareggio Pro Ragusa contro l'RG e giocheranno giorno 8. Purtroppo retrocede il Calcio Scicli. Abbiamo dunque concluso il panorama del campionato di promozione. Voglio congedarmi dai miei due ospiti. Iniziamo da José Sorbello. Abbiamo parlato poco dell'Ajax, ma lo facciamo subito perché è doverosa. La figura del presidente Ajax, noi siamo contenti di sponsorizzarla sempre perché non perché è qui presente, ma José, da quando ha preso proprio in mano materialmente tutto il comitato, ha rivoluzionato anche il rapporto tra gli allenatori, che prima si guardavano, non dico in cagnesco, però non c'era tanto feeling, non c'era comunione di impegno e di idee. Secondo me adesso qualche cosa è successo e io devo dartene merito. José. Insomma, il merito idee nuove? Anche, ma il merito è di chi è protagonista dei comportamenti, quindi il merito è degli allenatori che cominciano a capire che con il confronto si cresce. Giusto. Se invece tenendo chiuse in un cassetto queste grandi idee di vincere le partite, di vincere i campionati, che poi non accadono, perché ne vince una sola, vince il campionato su 20, certo. E quindi riuscire a avere questa consapevolezza fa crescere la figura del tecnico, e crescendo la figura del tecnico crescono anche le squadre di calcio e crescono anche le società, perché poi la figura del tecnico non è indifferente rispetto alla squadra e alla società che rappresenta, è importante perché è significativo, è significante, diciamo, della squadra e della società il tecnico, in quanto tale. Noi lavoriamo in questa direzione, noi ci auguriamo che tutti i tecnici Ajax, che sono tantissimi e speriamo che ne siano sempre di più, abbiano queste caratteristiche, e quindi il lavoro dei comitati è stiamo lavorando per questo, in questa anche stagione. il nazionale sta lavorando con i corsi di aggiornamento costanti, corsi di aggiornamento che vengono chiesti dall'UEFA, sono organizzati da noi e quindi stare al passo coi tempi, ecco perché il cambiamento è nelle cose. Una figura dell'allenatore che è in continua evoluzione. Nei dilettanti ancora chiaramente non è che è possibile avere tante figure, perché poi bisogna fare i conti con i costi di una gestione, però alcune figure importanti che prima, 20, 25 anni fa, 30 anni fa non c'erano, non erano neanche all'orizzonte, adesso fanno parte a pieno titolo dello staff tecnico, il preparatore dei portieri, il preparatore atletico, il recuperatore degli infortunati, qualcuno si può permettere anche un match analyst, un mental coach, voglio dire, ci sono delle figure importanti che fanno crescere. È l'innovazione anche del calcio, no? Sì, e quindi quello serve. Sì. Quello serve. Vorrei che tu smentissi, perché credo che è stata scritta una tua dichiarazione non certamente veritiera. Vorrei che tu adesso in questa sede smentissi questo momento in cui è stato dichiarato che secondo me non è vero niente, che c'è da parte vostra un allontanamento dalla parte della FIGC? No, assolutamente no, anche perché io collaboro come del resto tutte le altre componenti con la FIGC
e con la Lega Nazionale Dilettanti, con i quali abbiamo un rapporto di grande collaborazione, di grande rispetto reciproco nella differenza dei ruoli. Obiettivo comune. Certo, con il Presidente Morgana abbiamo attraversato questi 2 anni orribili, e si è riusciti a far ripartire i campionati in sicurezza. Questa è una cosa che nessuno sottolinea e la voglio sottolineare io. Fai bene. I campionati sono ripartiti in sicurezza per gli atleti, per i tecnici, per tutti gli addetti ai lavori, anche a costo di restare fermi qualche settimana in più. Però quando si è ripartiti con i tamponi, con il rimbalzo, con tutto. E allora, questo è stato un lavoro che è stato fatto dalla Lega Nazionale Dilettanti, e che ha trovato la nostra collaborazione, quindi voglio dire, ci sono in questo articolo, insomma, ci sono delle frasi che io non ho mai detto e che neanche Beh, è giusto sottolinearle, no? Perché poi dopo il lavoro si vede della FIGC e sì, no, certe volte delle frasi si possono prestare a tante interpretazioni, ma in questo caso voglio dire, io sono pronto a mettere la faccia quando faccio delle dichiarazioni io, ma quando le dichiarazioni vengono estrapolate. Oppure messe per altri motivi che non so quali siano, no, in questo caso la smentita è doverosa. Ho piacere che questa smentita sia stata fatta a penalty comunque, perché è molto seguito nell'ambiente del calcio dilettantistico. Approfitto di una emittente televisiva, perché qua non si può sbagliare, qua non ci sono virgolettati che c'entrano o non c'entrano, qua c'è un uomo che sta parlando e sta dicendo delle cose. E ci ha messo la faccia. Come sempre. Grazie José, allora con te ci rivedremo molto presto nell'appuntamento dei Penalty Awards, dove ancora una volta l'Ajax sarà protagonista e dove ancora una volta la passerella del calcio dilettantistico diventa importante, perché una passerella per coloro che vivono una stagione lunga e travagliata con tanti sacrifici va premiata. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordo con te, infatti il tuo evento è un evento seguitissimo e apprezzato per questo motivo anche, oltre che per la professionalità che metti tu e tutte le persone che ti collaborano. Grazie José, appuntamento con te prestissimo allora. Voglio ringraziare e salutare anche la presenza del presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. Grazie. Arialdo, abbiamo detto che quindi c'è un impegno per una Nissa importante anche la prossima stagione. Lo possiamo anche confermare a penalty allora. Questo è l'indirizzo. Benissimo, con tanti sacrifici ma con la voglia anche di costruire insieme a tanti nuovi volti e nomi che possono dare anche più forza ad una società che merita certamente una categoria superiore. Adesso stiamo riavendo lo stadio ristrutturato con il sintetico, quindi sarebbe veramente un peccato non poter... Sarà pronto per la prossima stagione? Sì, già penso che inizio di luglio il mando sarà pronto. Finalmente. Quindi sarebbe bello inaugurarlo con qualche squadra importante, stiamo pensando a qualcosa del genere, quindi... Siamo lì al lavoro, vediamo cosa succede. Sabato l'ultima partita, dopodiché almeno una settimana, 10 giorni di riposo e poi dopo di nuovo subito in pista. Quindi. Chiaramente. Grazie ad Arialdo Giammusso, presidente della Nissa. Ci fermiamo e poi subito dopo la pubblicità parleremo dei 7 gironi del campionato di prima categoria. Si sono conclusi i gironi, abbiamo quindi 7 nominativi, le 7 squadre che la prossima stagione vivranno il loro momento magico disputando il campionato di promozione. A tra poco. Da grande voglio andare su Marte. L'anno prossimo farò il giro del mondo in moto. Voglio aprire un ristorante tutto mio. Voglio fare il miele. Non lasciare che un sogno venga spezzato da un tumore del sangue. Sostieni la ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
Eccoci rientrati dopo la pubblicità, siete con Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Oggi ultima puntata su questo canale storico del gruppo Telerent 7 Gold, perché da domani ci potrete seguire invece sul canale 15 proprio di Telerent 7 Gold. Saremo in onda come al solito per raccontare il calcio dilettantistico siciliano, cosa che abbiamo fatto praticamente da tanto tempo su questo canale, e voglio ringraziare chiaramente anche il suo editore Raffa. Noi adesso parliamo del campionato di prima categoria, guardiamo subito i risultati e le classifiche che vedono primeggiare 7 squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di promozione. Complimenti alle 7 società che attraverso tanti sacrifici hanno raggiunto la tanto agognata promozione. Noi concludiamo qui la puntata di Penalty sul canale 78 HD di Gold 78. Da domani potete seguirci solo ed unicamente sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Che dirvi? Vi abbraccio tutti e vi do appuntamento a domani. Vi lascio con le immagini storiche della nostra trasmissione su un canale che ha fatto parte del nostro percorso di crescita. Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una puntata particolarmente diversa, soprattutto nell'orario, perché siamo in onda in diretta tra le 18 e le 20. Anche la prossima settimana, giorno 5, giorno di Sant'Agata, avremo un orario particolare, cioè quello che andrà tra le 21:30 e le 23:30, e poi da domenica 12 ritorneremo nel nostro consueto spazio tra le 19 e le 21. Parliamo come al solito di calcio dilettantistico dalla Serie D sino alla prima categoria, tanti ospiti, tante immagini, tanti commenti e soprattutto tanti risultati e classifiche. Dalla splendida location della Mamma Sia di Aci Castello, ben trovati per queste 4 puntate speciali di Penalty. Racconteremo l'estate del calcio dilettantistico attraverso varie rubriche, insomma non ci faremo mancare nulla.
trasmissione tutta estiva che adesso si inaugura con un'intervista assolutamente da non perdere. Parliamo con il presidente della Ciriale Calcio, però prima vi faccio vedere la location straordinaria del Mamma Sia. Anche quest'anno naturalmente non poteva mancare questa kermesse che premia i migliori del campionato di eccellenza, di promozione, di prima categoria, e come al solito anche in questa occasione una passerella per tanti amici legati al mondo della musica, dell'arte, del giornalismo, ma anche e soprattutto della solidarietà. È una quarta edizione molto importante perché siamo ospiti di una straordinaria realtà che è quella di Belpasso, e allora mi sembra doveroso chiamare qui sul palco il sindaco di Belpasso, ovvero Carlo Caputo. Ma dobbiamo subito andare a presentare i nostri ospiti in questa puntata numero 5 di Penalty. Iniziamo subito con una psicologa, la psicologa dello sport della Federazione Italiana Gioco Calcio, soprattutto del Comitato di Catania, la dottoressa Graziella Zitelli. Buonasera dottoressa. Buonasera. Quinta edizione, ancora una volta il calcio dilettantistico che va in passerella e lo fa come al solito con questo momento di unicità, perché insomma non si vede mai spesso in giro la possibilità di premiare tutti i migliori atleti, tutti i migliori dirigenti del calcio dilettantistico. Noi da 5 anni ci stiamo tentando e devo dire che la cosa ci piace tantissimo. Ben ritrovati amici sportivi di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata numero 24 della nostra trasmissione in onda su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, ogni domenica a partire dalle ore 19. Siamo in replica anche il lunedì sera dopo le 23:30 e siamo in replica anche sul canale 114 di Persona TV il martedì a partire dalle 20:30. Puntata importantissima perché si sono svolti i playoff e anche qualche playout nei campionati dilettantistici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, buon pomeriggio amici di Penalty Play che ritorna in scena per l'ultima puntata della settimana. Oggi è un venerdì dedicato come al solito al calcio dilettantistico e nazionale che ritorna in campo naturalmente domenica. Siamo in onda tutti i pomeriggi tra le 14:30 e le 15:30 e come dico sempre io, tra un caffè e un digestivo. Io so chi prende il digestivo, soprattutto colui che il venerdì mi viene a trovare settimanalmente. Parliamo di Giuseppe Rapisarda. Buon pomeriggio Giuseppe, ben trovato. Grazie Ettore e buon pomeriggio. Buonasera e benvenuti a questa sesta edizione dei Penalty Awards in questa bellissima cornice del Teatro Garibaldi di Enna. Siamo doppiamente contenti perché siamo riusciti quest'anno a portare il premio proprio nel cuore della nostra bella Sicilia, in modo che così possiamo agevolare un po' tutti quelli che verranno appunto lontani da Enna. Siamo doppiamente contenti perché il tutto è stato sposato in maniera straordinaria dall'amministrazione comunale di Enna. È chiaro che dietro c'è anche la straordinaria collaborazione dell'AIAC e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Abbiamo rivisto le immagini e le emozioni dei Penalty Awards 2019 con i volti dei protagonisti del calcio dilettantistico. Speranzosi che anche per il 2020 possiamo noi di Play Village continuare ad organizzare quello che è ormai diventato il vero e proprio galà del calcio dilettantistico. Io mi congedo da voi, vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo, martedì 21, con una nuova puntata di Penalty Andrà Tutto Bene, e vi voglio anche ricordare che da giovedì 16 partirà sulla pagina ufficiale di Penalty e anche su quella del sottoscritto Tortorici Ettore Penalty Play, una trasmissione in streaming con i protagonisti del calcio dilettantistico siciliano. Nuova stagione un po' travagliata come tutti ben sanno, quella del 2019-2020, però ce l'abbiamo fatta con grandi sacrifici. Anche quest'anno i Penalty Awards sono ritornati in scena per far sì che appunto la passerella del calcio dilettantistico abbia ancora una volta il suo momento di gloria. È stata una stagione che comunque noi vogliamo dimenticare, anche se purtroppo non la dimenticheremo facilmente, proprio perché il dramma Covid ci ha un po' coinvolti a 360 gradi, e i Penalty Awards di quest'anno regaleranno qualcosa che ha a che fare con una squadra che ha lottato contro il Covid. Allora adesso per far sì che insomma diamo inizio a questa settima edizione dei Penalty Awards, io invito qui il rappresentante ufficiale del comune che anche quest'anno ospita il nostro evento, ovvero l'assessore Dante Ferrari.
Bentrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito puntuale la nostra trasmissione il martedì sera alle 21, con la replica anche il mercoledì dopo la mezzanotte. Voglio anche ricordare che questa puntata la potete anche rivedere in versione on demand sulla pagina Facebook di Penalty, e se volete potete anche seguirci attraverso il sito www.orizontesport.it, soprattutto per quelli che ci seguono, e sono tantissimi, dalla Calabria. Una puntata particolare perché oggi ospitiamo all'interno della nostra trasmissione il presidente dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, del Comitato di Catania, ovvero un amico anche di Penalty, il nostro caro Lucio Tosto. Ciao Lucio, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Una nuova puntata di Football Beside, l'altro lato del calcio. Abbiamo già avuto modo di conoscere Cristina, che già ha anticipato la figura di questo nuovo personaggio che ci è venuto a trovare nella puntata odierna della nostra trasmissione, che parla sì di calcio ma in una maniera totalmente diversa. I personaggi hanno a che fare con il mondo del calcio, però noi in questa puntata, così come tutte le altre, cercheremo di scoprire l'altro lato del personaggio che appunto ci viene a trovare. Il personaggio di questa puntata è Attilio Scuderi. Ciao Attilio, ben trovato. Buonasera, grazie dell'invito. Ottava edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico, sbarca a Palma di Montechiaro e siamo con il sindaco che ha sposato questo progetto anche e soprattutto sportivo. Buongiorno e benvenuti. Innanzitutto siamo onorati di poter ospitare questo importantissimo premio e che questa collaborazione possa essere proficua e andare avanti negli anni. Allora, buonasera e benvenuti all'ottava edizione dei Penalty Awards 2021, edizione che viene ospitata da questa bellissima location, quella di Palma di Montechiaro, che è il cuore secondo me della cultura siciliana. Attraverso Tomasi di Lampedusa è riuscita ad essere presente praticamente da sempre nel cuore della letteratura mondiale. Sappiamo tutti che Il Gattopardo è un romanzo che ha accompagnato noi giovani, ma tantissimi altri uomini che amano la cultura. Bentrovati con la nostra 11ª stagione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ritorniamo in diretta puntualmente ogni martedì sera alle 21 qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, e ancora una volta racconteremo per tutta questa prossima stagione il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Ospite di questa prima puntata il presidente vincente della Nissa, ovvero Arialdo Giammusso, che ritrovo con tanto piacere perché insomma ci siamo visti l'ultima volta ai Penalty Awards, dove hai ottenuto un successo stratosferico, a parte con la vittoria proprio del premio, ma anche con la tua bella esibizione canora. Grazie, ma io mi devo complimentare soprattutto per te, per il bell'evento che hai organizzato di livello veramente nazionale. Cioè, è una manifestazione che sta diventando ormai un punto di riferimento. Una location bellissima, storica, piena di fascino, ma poi un'organizzazione che per dire mi ha lasciato stupito. Io so che sai fare le cose per bene, però veramente sono rimasto molto sorpreso.
Vi aspetto ogni mercoledì e giovedì sul canale 15 del digitale terrestre di Telerent 7 Gold. L'appuntamento è con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Risultati, classifiche, commenti e tanti ospiti per raccontare il calcio dilettantistico siciliano. Lo facciamo da 11 anni, ci sarà pure un perché.